Una buona giornata, ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3, tanti i temi di cronaca, tanti i temi in generale di politica di cui parleremo oggi, ma ricorderemo anche l'alluvione, il cui anniversario ricorre naturalmente domani, del 66, che davvero devastò anche i nostri territori, non solo altre zone d'Italia come la Toscana per esempio, che è entrata nella memoria di tutti noi. E poi parleremo anche di infortuni sul lavoro, insomma tanti i temi sul tavolo in questa giornata, naturalmente anche l'attualità politica. Partiamo come sempre però dalla cronaca e dalla morte in California, quindi negli Stati Uniti d'America in particolare, a causa di un tragico incidente di un ristoratore e del figlio che hanno perso la vita nell'auto andata a fuoco. L'uomo, Andrea Bullo, questo è il suo nome, era originario di Murano. Sentiamo. Stavano rientrando da una cena quando verso le 21 padre e figlio sono morti in un incidente accaduto a Woodland Hills, lungo il distretto di Los Angeles, a bordo della loro auto, una Mustang appena risistemata. A perdere la vita Andrea Bullo, 60enne originario di Murano, ma emigrato negli Stati Uniti da 40 anni, e con lui il figlio Dan, di 13 anni. La loro auto è stata tamponata da un'altra sopraggiunta a forte velocità, innescando un incendio che non ha lasciato scampo a padre e figlio. Il serbatoio ha preso fuoco ed è esploso immediatamente. Lievi ferite per il conducente dell'altro mezzo, che è stato subito arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Bullo, dopo un diploma da geometra e il servizio militare nel corpo dei lagunari a Sant'Andrea nel 1982, era partito inizialmente per imparare l'inglese, dopo aver lavorato al ristorante Do Forni, all'Antico Pignolo, a Londra Palace, al Metropol, all'Excelsior del Lido. E poi c'è stata l'ennesima tragedia, doppia tragedia lungo l'autostrada A4. Non siamo in Veneto, siamo in Friuli Venezia Giulia, in particolare in provincia di Udine, a Campolongo Tapogliano, dove ieri sera intorno alle 23, vedete le immagini, in direzione Trieste, all'altezza appunto di Campolongo, tra le uscite quindi di Palmanova e Villesse, forse a causa anche della scarsa visibilità e della nebbia che è calata in zona in quell'orario, si sono scontrate due autovetture e sono deceduti due uomini di 34 anni, Dario Valleti, questo il nome della prima vittima al volante di una BMW, e Stefano Volante, che proprio oggi tra l'altro avrebbe compiuto 30 anni. Entrambi vivevano in Friuli, a Grado e a Ronchi dei Legionari. Si sono scontrate, come vedete appunto, queste due auto. La dinamica è al vaglio degli agenti della stradale di Palmanova. Ci sarebbe anche una terza persona trasportata in condizioni di media gravità all'ospedale e un quarto occupante delle vetture che anch'esso è rimasto coinvolto ma senza particolari conseguenze. Sul posto naturalmente anche i vigili del fuoco, in questo caso del distaccamento di Cervignano. Di certo è che l'autostrada purtroppo A4 ha registrato l'ennesimo incidente mortale, appunto con addirittura due vittime, l'abbiamo visto. Ora, in attesa che si colleghi il primo ospite, proseguiamo con la cronaca e andiamo a un altro incidente che purtroppo fa parlare. Ecco, no, vedo invece già collegato il nostro ospite. Allora lasciamo tutta la pagina relativa alla tragedia di Pieve del Grappa, di cui parliamo purtroppo dagli ultimi 2 giorni, dopo questa tragedia che si è consumata la notte di Halloween con la morte di una ragazza giovanissima. Vedo collegato Andrea Martella. Buongiorno senatore, salve e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, eccoci, grazie per la sua disponibilità. Segretario regionale naturalmente del Partito Democratico. Ci sono tanti temi, no, Martella, in queste ore che nascono dai primi provvedimenti di questo nuovo governo, ma non solo. Allora, prima di partire con lei, chiederei alla regia
ad Andrea Basso e Alessandro Granziera di mettere in onda il servizio che abbiamo realizzato con il governatore Zaia e in seguito al suo incontro col ministro Calderoli, e poi vedremo di commentare quelli che sono i nuovi passaggi sull'autonomia e anche quelli che sono invece quelli che state compiendo voi e che concretizzerete nei prossimi giorni. Vediamo il servizio e poi andiamo all'autonomia. Oggi sto stabilendo un modello per cui chi vuole può chiedere determinate materie di economia differenziata. Per le regioni che non lo chiedono non cambierà nulla, nessuno può essere penalizzato dalla legge. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli al termine dell'incontro con i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sull'autonomia. Un primo confronto dal quale il governatore Zaia esce soddisfatto per i passi avanti fatti. Si parte col piede giusto, con rapidità, con le idee chiare. Adesso si tratterà di avere il nuovo provvedimento che il Ministro dice di avere già in bozza, e quindi noi lo osserveremo quando ci verrà consegnato. Questo è un paese che dovrà abbandonare il centralismo e andare verso un federalismo reale. L'occasione, continua Zaia, per portare efficienza nei territori. Lo abbiamo dimostrato con molte competenze durante l'emergenza Covid. Siamo davanti a un provvedimento che non è la secessione dei ricchi, lo si fa a saldi invariati, vuol dire che chi avrà l'autonomia gestirà a parità di costi le sue competenze nel suo territorio, e chi non avrà scelto l'autonomia continuerà a avere quello che aveva prima e non gli sarà tolto nulla. Per il Veneto resta la richiesta delle 23 materie, con quel principio di gradualità che io stesso ho introdotto, ricorda Zaia, 5 anni fa, con la firma di una preintesa che prevede inizialmente 5 materie e poi via via tutte le altre. Il vero tema, sottolineato ancora il governatore, è quante materie delle 23 si riuscirà a portare a casa. I presidenti escono dall'incontro con Calderoli con rassicurazioni anche per quanto riguarda le tempistiche. Con il ministro, spiega il presidente del Veneto, c'è una visione comune, ha voluto accelerare i tempi del percorso verso l'autonomia, condividendo una bozza della legge di attuazione. Si tratta finalmente di tempistiche rapide che impegnano le regioni e il Paese ad un percorso comune nella realizzazione di una riforma più che mai necessaria, chiesta a gran voce dai cittadini e prevista dalla Costituzione. Probabilmente nel giro di qualche settimana già si vedrà qualche primo provvedimento e probabilmente si farà anche capolino in Consiglio dei Ministri. Il ministro Calderoli ha già dato nelle giornate scorse un'idea, no? Ha detto che nel giro di un anno dovrebbe essersi conclusa tutta questa procedura. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, Andrea Martella, lei nelle scorse ore ha sottolineato come questo sia un tema su cui il governo sia già diviso, e poi ha annunciato che la vostra proposta sarà depositata in questi giorni. Sì, come Partito Democratico del Veneto abbiamo sul tema dell'autonomia una posizione ben precisa da tempo, che ho trasformato in questi giorni in un disegno di legge che peraltro ho già depositato, che in attesa di essere ufficializzato, e che prevede che l'autonomia possa avvenire attraverso una legge quadro, che oggi viene chiamata legge di attuazione, che preveda l'unità nazionale e che sgombri il campo dalla trattenuta del residuo fiscale dei cosiddetti 9 decimi sul territorio, cosa che non è costituzionalmente possibile e che è una delle richieste del Veneto, e che faccia chiarezza rispetto alle materie. Noi abbiamo detto che è inutile chiedere 23 materie, alcune delle quali non sono realizzabili, e invece concentrare la nostra attenzione su alcune materie fondamentali, quelle a sostegno del lavoro, dell'impresa e del territorio. Vedo che anche Zaia adesso inizia a parlare non più di 23 materie, ma di gradualità. Mi pare abituato a fare tutte le parti in commedia. Diciamo che dopo tutti questi anni di annunci, ora ci sono queste roboanti dichiarazioni, vedremo cosa succederà. Noi siamo pronti con proposte precise e con una legge che depositeremo in Parlamento e che potrà essere discussa associata a quello che proporrà il governo. Ecco, anche nel servizio che abbiamo visto Zaia sembra piuttosto ottimista, no? Una parte del percorso dal suo punto di vista è già stata compiuta, l'avere probabilmente anche Calderoli al ministero in questione in qualche modo lo rassicura, diciamo. Che impressione ha avuto nello specifico di questo incontro del governatore e dei governatori con il ministro? Beh, si sa poco di questo incontro, oltre che le dichiarazioni che sono emerse.
quindi dovremmo aspettare che ci sia un testo per vedere di che si tratta. Credo che al momento, soprattutto quelle di Zaia, siano delle dichiarazioni di posizionamento per dire che su queste cose l'aveva detto, era intervenuto, però vorrei anche ricordare che le prime dichiarazioni di Calderoli hanno smentito Zaia a proposito delle 23 materie, e voglio anche ricordare che su questo tema la maggioranza è divisa, ha posizioni diverse all'interno anche delle forze di governo, anche tra Fratelli d'Italia e la Lega. Quindi vedremo che cosa potrà essere prodotto. Come ripeto, noi ci staremo in questa discussione molto seriamente, con l'idea che l'Italia non può essere divisa, che non deve essere prodotta nessuna secessione ovviamente, ma una forma di autonomia che avvantaggi seriamente i cittadini, e abbiamo indicato quali sono le forme, le modalità perché questo possa avvenire. Ecco, secondo lei perseguire la strada che sta portando avanti, che sta compiendo Zaia, rischia di essere una perdita di tempo in tema di autonomia? Io l'ho già detto ripetutamente, se Zaia continua a chiedere il residuo fiscale, cioè la trattenuta dei 9 decimi sul territorio, questa autonomia non si farà mai, perché questa cosa non è costituzionalmente possibile. Se Zaia continua a chiedere le 23 materie, questa autonomia non si realizzerà mai, perché non penso che ci possano essere materie che vengono affidate alle regioni come l'energia o come le banche o come materie che in un altro momento si pensavano. Se invece ci si mette seriamente a ragionare su quelle che sono le materie praticabili, utili davvero ai cittadini, e ci si mette a ragionare in una logica che garantisca prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, io credo che si possono fare dei passi in avanti. Del resto, l'autonomia nella nostra regione ha delle radici storiche, profonde, culturali, e non è di questa o di quella parte. Ma i veneti sono anche gente concreta, vogliono ottenere dei risultati. Zaia in questi 5 anni non ne ha ottenuto neanche uno. E noi abbiamo indicato una strada per raggiungere finalmente ad un risultato. Senta, a proposito di regioni che affrontano alcune tematiche insomma in maniera autonoma, vediamo il dibattito che è nato per il reintegro dei sanitari Novax, no? Con la Puglia che sta perseguendo una propria strada in base a una legge regionale già del 2018. Adesso diciamo appunto che la palla passa alle regioni anche per quella che è la dislocazione poi nei ruoli, nelle ULS dei sanitari, dei medici, degli infermieri che non hanno voluto vaccinarsi durante la pandemia. Ecco, come vede questa tematica? Ma io credo che la natura, il volto di questa destra che è al governo si sia vista in questo primo provvedimento che hanno fatto. Un provvedimento che in qualche modo parla alla pancia Novax del paese e che su un altro fronte invece getta una indicazione molto negativa, a mio modo di vedere, sul terreno della libertà dei cittadini con le norme sul rave party. Ma stando alla sanità, io penso che se il nostro paese è ancora in piedi, nonostante tutti i morti che purtroppo abbiamo avuto, lo dobbiamo al fatto che le politiche sanitarie sono state centrate sul rigore della scienza e che molti cittadini si siano vaccinati, che la vaccinazione sia stata ritenuta efficace. Quei medici che oggi o quel personale sanitario viene reintegrato in anticipo rispetto a quello che aveva previsto il precedente governo, poteva peraltro anche prorogare quell'indicazione, secondo me è un segnale sbagliato. È chiaro che per un cittadino che adesso si troverà di fronte a un medico che non ne è stato vaccinato, no? Ha ritenuto di non vaccinarsi, vengono meno alcune certezze proprio sul valore della scienza, e quindi si rischia anche di fare un danno alla campagna vaccinale che ancora continua.
penso che sia una scelta sbagliata e pericolosa, e anche in Veneto, con tutto quello che è successo e col rigore che c'è stato, andrebbe considerata una scelta sbagliata. Peraltro i medici che vengono integrati negli ospedali, perché si è usata anche questa motivazione, sono davvero molto pochi, e quindi non si fa fronte nemmeno a quell'esigenza urgente che è relativa al personale sanitario. Ecco, tra l'altro si riscontra da parte del GIMBE che in 7 giorni c'è stato anche un crollo del 25%, no, delle quarte dosi. Restano molti non vaccinati, e poi c'è questa quarta dose che in questo momento siamo ad autunno ormai inoltrato, rischia anche di servire naturalmente per il contrasto al Covid nei mesi invernali, eppure anche questa, ecco, può essere letta, come diceva lei, come una reazione anche a questo genere di provvedimenti. Beh, è un messaggio che indubbiamente dà un'indicazione sulla strada del libera tutti. Ora, io credo che noi non possiamo vivere con l'incubo del Covid, ovviamente, e che abbiamo fatto tutto il possibile per diciamo, ritornare alla vita normale, alla vita sociale, e però un principio di cautela e prudenza debba essere mantenuto, e soprattutto debba essere mantenuto quel rigore rispetto all'approccio scientifico che ha portato alle vaccinazioni. E questo messaggio oggettivamente, che è stato inviato con la scelta del governo, oggettivamente determina anche, come si vede, non è un automatismo, ma c'è sicuramente una relazione, una minore efficacia della campagna vaccinale, che invece deve continuare, perché abbiamo visto che attraverso i vaccini si sono evitate situazioni gravi, effetti letali, e si è mantenuto, diciamo, il Covid con degli effetti più lievi. Quindi credo che questo debba essere continuato, anche perché appunto c'è l'inverno, il Covid cambia, ci sono sempre nuove varianti, e noi dobbiamo mantenere la comunità, la nostra comunità protetta. Ecco, lei faceva un passaggio prima, no? Nel senso, il cittadino che si trova davanti il medico, l'infermiere, ecco, Novax. Più di uno dice in queste ore, ma vorrei anche sapere chi ho di fronte. Secondo lei sarebbe corretto sapere se il sanitario che si ha davanti è rimasto in questi mesi a casa, sospeso per la mancata vaccinazione? Beh, io vorrei saperlo, e penso che, come me, tanti altri cittadini, penso anche che sarebbe giusto. Se trovo un medico che mi deve curare rispetto ad un'altra patologia, però se so che, per esempio, rispetto al Covid ha ritenuto egli stesso medico di non vaccinarsi, a me sorge qualche dubbio. Detto questo, non so se sia possibile che si sappia, ci sono ragioni legate alla professione che vanno sicuramente tutelate, e però penso che il cittadino avrebbe tutti i diritti di saperlo e di essere a conoscenza di quello, della situazione nella quale si trova. Del resto, per noi la sanità è una cosa davvero importante. Se guardiamo anche alle dichiarazioni programmatiche della Meloni, ha parlato pochissimo di sanità. E però sappiamo quanto sia un problema centrale per noi nella nostra regione, per l'assenza di medici, per la mancanza di medici di base, per la lunghezza delle liste d'attesa. E ora, se ci mettiamo anche in questa condizione, uno insomma avverte ancora maggiore incertezza, e questo sicuramente non aiuta il cittadino in una situazione già incerta come quella che descrivevo. È un terreno senza dubbio scivoloso anche per le risposte effettive che si possono dare concrete in questo momento. Parlava della carenza di medici, che è una delle emergenze principali. Senta Martella, poi c'è
Questo decreto anti-rave cosiddetto, no? Che fa tanto discutere in questo momento dopo il rave di Modena, ma insomma da più parti c'è la preoccupazione che possa essere allargato anche ad altri contesti. No? Ecco, andrà al vaglio del Parlamento, il nostro ministro trevigiano Nordio ha aperto in qualche modo anche ad eventuali modifiche. Che idea si è fatto e secondo lei passerà così com'è oppure vedremo, ci sarà qualche sorpresa? Sono stato io tra gli altri ieri proprio a chiedere che il Ministro della Giustizia Nordio si esprimesse sulla materia, perché la riforma del Codice Penale è un'iniziativa che può essere presa dal Ministro della Giustizia in primis, non dal Ministro dell'Interno. Tanto più che le motivazioni di necessità e urgenza che giustificano un decreto non si avvertono, non si vedono. Il rave party di Modena è stato gestito da bravissimi funzionari dello Stato con la normativa vigente e quindi appare questa scelta che è stata fatta nel primo Consiglio dei Ministri di mostrare i muscoli e di dare una risposta securitaria diciamo così ai problemi del nostro Paese, con il rischio che mettendo mano all'articolo 17 della Costituzione si metta mano anche alla cosiddetta libertà di espressione, perché non è che questo interviene solamente in rave party, ma in tutte quelle manifestazioni sopra i 50 partecipanti che insomma possono riguardare manifestazioni di carattere ambientale, scolastico, sanitario e chissà quali altre cose. E quindi è una norma sbagliata, un vero e proprio pasticcio che è stato combinato. Noi abbiamo chiesto il ritiro, sarebbe onesto che venisse ritirata. Ora vedo che anche all'interno della maggioranza di centrodestra si è aperto un dibattito. Vedrete che in Parlamento la norma verrà modificata, e però rimane un errore, un segnale sbagliato e il governo avrebbe dovuto iniziare da subito a occuparsi di altre cose. Caro bollette, inflazione, costo della vita aumentato, imprese che rischiano di chiudere, posti di lavoro che rischiano di essere perduti. Ecco, il governo avrebbe fatto bene a iniziare da questo piuttosto che da provvedimenti che servono, mi pare si possa dire, per nascondere la vera realtà delle cose. Grazie dunque ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, grazie come sempre per la sua presenza e la sua disponibilità e vedremo appunto che esito avranno questi provvedimenti, il proseguo di questi iter. Grazie ancora e buona giornata. Buon lavoro. Grazie al senatore Martella. Noi ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, do quindi la linea alla regia e poi torneremo con altra cronaca e un tema importante, quello della sicurezza sul lavoro. Di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3, tanti temi che abbiamo da trattare oggi. Noi riprendiamo in questo momento dalla cronaca. Allora, come annunciato prima, andiamo alla morte di Miriam Ciobanu, la studentessa 22enne travolta e uccisa da un'auto guidata da un giovane, risultato poi positivo all'alcol test e anche all'uso di cannabinoidi a Pieve del Grappa. Il fidanzato Tommaso Dal Bello naturalmente sconvolto, ai nostri microfoni ha parlato il fratello di Tommaso, Luca. Ho provato, ci ha detto, a farla tornare indietro, nessuno l'ha cacciata di casa, le volevamo un grande bene. Sentiamo le parole di Luca Dal Bello sulla morte appunto a Pieve del Grappa di questa ragazza. Ormai la storia appunto purtroppo la sappiamo tutti, investita e uccisa da un'auto in piena notte a Pieve del Grappa. Non parla, è a letto, è pallido. Luca Dal Bello è il fratello di Tommaso, il fidanzato di Miriam Ciobanu, la studentessa 22enne di Fonte, travolta e uccisa dall'auto guidata da un giovane di San Zenone degli Ezzelini, risultato poi positivo ad alcol e droga. Tommaso, 19 anni, è distrutto, non parla, è chiuso in camera. Lui, sopravvissuto a un altro terribile incidente stradale avvenuto un mese fa a Mussolente, mentre era in compagnia di Miriam, nel quale era rimasto ferito, costretto temporaneamente su una carrozzina. Il fratello ci dice che non riesce a darsi pace.
Quella tra Miriam e Tommaso era stata una litigata come tante tra le coppie. Nessuno l'aveva cacciata di casa, ripete più e più volte. Per una litigata da niente, perché ripeto, io ce li avevo qua perché io me li portavo in giro, io vivo in Spagna, non vivo neanche qua. Sono venuto a casa perché per assistere mio fratello ed ero sempre con loro perché anche Miriam era un'amica mia, gli volevo un bene immisurabile. Quella sera in cui è uscita poi l'ho seguita in macchina perché mio fratello mi fa guarda che è andata a piedi, ma io gli ho detto non può uscire a quest'ora, che ci sono tutti che escono dalle discoteche, che prendono la macchina e in queste zone qua purtroppo la gente guida così. L'ho seguita io. Ho provato a farla tornare indietro, a dirgli guarda se non andate d'accordo dormi sul divano, ci sono tante stanze sulla casa. E io l'ho seguita fino alla chiesa, qua più su, quindi è andato in su. a Passo d'Uomo, ci sono delle telecamere anche al cimitero, io non so se funzionano, io spero anche che funzionano perché si veda che Miriam non è mai stata cacciata di casa come dicono i giornali. Miriam qui è sempre stata ben accolta. Miriam era un'amica mia, era un'amica di Tommaso oltre che fidanzata e qui non è mai stata cacciata via. Luca ricorda come Miriam avesse sempre accudito il fidanzato dopo l'incidente di Mussolente, era sempre a casa loro, sempre presente. Anche in ospedale lei era sempre là. Si volevano tanto bene. E io gli volevo tanto bene anche io a Miriam. Anche Luca Dal Bello è sconvolto per quello che è successo all'amica Miriam Ciobanu. Se avessi insistito di più, dice, se l'avessi convinta. Non si sa cosa pensare perché poi uno dice me la prendo con quello che guidava, me la prendo con la litigata, con cosa... Dove... Non porta indietro Miriam. E altre testimonianze su Miriam arrivano dall'ex fidanzato storico e dalle amiche che ieri sono andate sul luogo della tragedia a portare un fiore, naturalmente distrutti e chiusi nel loro dolore i familiari, il papà, la sorella della ragazza che ha perso la vita, che vivono a Fonte, dove la 22enne stava cercando di tornare la notte in cui è stata investita. In questa piazzetta a Fonte sarebbe dovuta tornare Miriam, falciata ed uccisa a pochi chilometri da casa. Qui viveva assieme al papà e alla sorella, alla quale era molto legata. Sono seduti in un tavolo del bar, stravolti, non riescono a parlare, dai loro volti solo le lacrime di un dramma che non ha e non avrà mai una spiegazione. L'ex fidanzato di Miriam consola il padre e la sorella, poi si alza, occhi lucidi di chi non ha mai dormito. Non vuole telecamere, ma parla della ragazza che ha trascorso con lui 5 anni, quando ne aveva solo 16. Solare, sorridente, caparbia, ma dolcissima, ci dice. Il dolore è troppo forte. Solo una frase lanciata come una freccia verso il nuovo compagno di Miriam. Non avrebbe mai dovuto farla andare da sola. Poi cala un silenzio assordante di una tragedia immensa. In quel paese la famiglia è conosciuta. Conosco suo padre che è una brava persona e ieri quando l'ho visto qui seduto mi diceva che cosa faccio adesso, che cosa faccio. Ho detto guarda, abbi coraggio, ma cosa vuoi? Non è che si può dire aver coraggio a una persona, ma insomma mi è venuto da dire così. 2 famiglie hanno distrutto, quella della ragazza e anche quello del ragazzo, perché se io sono una madre che ha un ragazzo che fa una cosa del genere, ma si rende conto? Allucinante questo discorso. Sconvolta la comunità. Sconvolge sì. E queste vittime nella strada devono finire. Bisogna fare qualcosa per questi ragazzi che si mettono ubriachi e corrono troppo, non stanno attenti alle persone che ci sono in strada. Miriam, bellissima, con i suoi 22 anni e tanti sogni nel cassetto. La mattina scendeva per andare al bar, faceva colazione e intanto pensava al suo futuro. Voleva iscriversi a criminologia, amava la musica, i libri di viaggi, aveva tanti progetti, ma il destino ha voluto decidere per lei. Questa mattina qui nel luogo della tragedia sono venuti gli amici, le amiche di Miriam, hanno portato i fiori e qualcuno ha scritto su un foglio, scritto a mano: Miriam, riposa in pace. Com'era Miriam? Aveva sempre il sorriso, sempre. Dolce, educata, gentile. Tutti i suoi sogni qua si sono infranti.
Brutto in una notte così. Ha lasciato qui un fiore, poi si è allontanata guardando quella strada dove in un attimo tutto è finito. La mamma della 22enne vive poco lontano, le sue parole sono di perdono verso chi le ha strappato l'amore più importante, la figlia. Queste dunque le testimonianze raccolte da Vanessa Banzato e Daniela Sizia. Ora andiamo sull'altro fronte, quello dell'investitore che è rinchiuso in carcere a Santabona. Ieri mattina ha incontrato il suo difensore, gli ha detto quella sera non ho assunto stupefacenti, quelli che sono poi risultati dagli esami del sangue, ma che potrebbero essere relativi anche a giorni precedenti. Sentiamo. Il ragazzo l'ho trovato giù, dispiaciuto per quello che è successo, insomma. Si è trattato naturalmente di una disgrazia, è molto provato il ragazzo. Giovanissimo, incensurato, Alessandro Giovanardi, il 23enne di Carainati, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della studentessa Miriam Ciobanu, ha incontrato in mattinata a Santabona il suo difensore, l'avvocato bassanese Luca Milano, provato dal peso della responsabilità per la morte della ragazza, provato dall'esperienza del carcere in cui è rinchiuso dopo l'arresto, ha raccontato al difensore quei drammatici istanti. La ragazza l'ha vista all'ultimo momento, praticamente l'ha vista al momento dell'impatto. Ecco, qua non l'aveva vista prima, non l'aveva assolutamente vista prima, anche perché la strada non era illuminata, era di notte e non ci sono marciapiedi, insomma, su quella strada, insomma, non c'era nient'altro, ecco. In più, come ha detto il ragazzo, ecco, qua si tratta di una strada in discesa, insomma, quindi dove, insomma, dritta, insomma, dove si tende effettivamente ad andare veloci, ecco. L'auto condotta dal 23enne andava ben oltre i 60 km/h previsti in quel tratto. La velocità è al vaglio dei carabinieri. È ipotizzabile che la vettura abbia raggiunto in quel punto addirittura i 130 km/h. Giovanardi è risultato positivo, oltre che all'alcol, anche ai cannabinoidi, ma l'assunzione rilevata dall'esame del sangue, afferma il ragazzo, sarebbe avvenuta in precedenza. Lui nega di aver assunto stupefacenti, insomma, in quella serata. Proveniva da una festa di Halloween con gli amici, così ha riferito all'avvocato. Il tasso di alcol del giovane automobilista è risultato elevato, 1,5 grammi per litro, 3 volte il consentito. Aveva assunto sicuramente qualcosina, però non era sicuramente ubriaco, ecco. Il ragazzo era lucido, ricorda perfettamente tutto quanto. Lui sì, era uscito con gli amici, insomma, sì, era una festicciola, ecco qua. Tra l'altro una casa privata dove c'erano anche famiglie, dove c'erano anche una cosa tranquilla, ecco, diciamo così. L'udienza di convalida sarà fissata nelle prossime ore. Il ragazzo ripercorrerà l'incidente di fronte al GIP. Il suo difensore chiederà una misura alternativa alla detenzione. Sicuramente questa qua, insomma, verrà richiesto, insomma, però ancora non sappiamo, insomma, che misura, se e quale misura abbia chiesto il pubblico ministero. Ora invece nel Padovano per un'altra vicenda giudiziaria, questa volta a lieto fine, quella della padovana Francesca Scalfari del marito inglese che a giugno erano stati arrestati a Zanzibar con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il giudice ha archiviato il procedimento e sono definitivamente liberi. Tutte le accuse sono cadute. L'Alta Corte di Zanzibar ha archiviato il caso di Francesca Scalfari, 45enne padovana, e del marito Simon Wood, da anni residenti nell'isola africana e coinvolti in una vicenda finanziaria che a giugno le aveva anche portati in carcere per 2 settimane. La coppia, seguita dall'avvocato Manuela Castagnaro, era al centro di una spinosa disputa legale con gli ex soci bassanesi con cui volevano realizzare una struttura alberghiera a Zanzibar in un terreno di proprietà del marito inglese di Francesca Scalfari. La coppia era stata accusata di 13 reati, tra cui anche di riciclaggio. Ora, con l'archiviazione che riguarda tutti i capi d'accusa, i coniugi non potranno più essere processati. Per Francesca e Simon l'incubo è finito. Ora introduciamo un nuovo tema, parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro. È collegato in diretta con noi, lo ringrazio e lo saluto, buongiorno, Stefano Garibo, responsabile dell'area lavoro contrattuale di Confartigianato della Marca Trevigiana. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti.
Ecco, sicurezza sul lavoro, che purtroppo è un tema che interessa in maniera importante anche la nostra provincia, in tema di denunce di infortunio, ma purtroppo anche di infortuni mortali dal post pandemia in particolare. Abbiamo visto purtroppo dei numeri significativi. Senta, le associazioni di categoria come la vostra, come si muovono e cosa possono fare per fronteggiare questa piaga degli infortuni? Sì, giustamente cosa possono fare le associazioni? Beh, le associazioni da anni, perché uno dei nostri obiettivi ovviamente è rendere sicuri i luoghi di lavoro delle nostre aziende, e in particolare poi nel mondo che rappresentiamo noi della piccola impresa, a rischiare, diciamo, ogni giorno nei cantieri, negli stabilimenti. Oltre al personale dipendente sono in prima battuta anche i titolari, i soci, spesso i loro collaboratori anche familiari. Quindi la sensibilizzazione sul tema è uno degli obiettivi fondanti del patto che ci lega ai nostri associati. Poi concretamente queste cose noi le decliniamo in particolare nei rapporti col sindacato, nel definire degli incentivi, nel favorire fondamentalmente l'applicazione della normativa sicurezza, che oramai ha raggiunto 14 anni, quella che applichiamo il testo unico sicurezza del 2008, quindi ha una normativa anche molto complessa, che ovviamente non distingue, giustamente non distingue la piccola impresa da quella grande, quindi noi favoriamo in tutti i modi l'applicazione degli standard di sicurezza richiesti a partire dalle microimprese con un solo dipendente a salire. Questo lo facciamo noi, ovviamente lo fanno anche tutte le altre organizzazioni sindacali, poi ognuno tara il suo intervento nella specificità del settore che rappresenta. Ecco, secondo lei, Garibo, si fa abbastanza in termini di formazione, di prevenzione rispetto alla sicurezza sul lavoro, che vediamo interessa purtroppo moltissimi settori, perché purtroppo il rischio è dietro l'angolo quando meno ce lo si aspetta? Ovviamente su questa materia, anche fosse solo un infortunio dal più lieve al più grave che succede, ovviamente non è mai abbastanza quello che si fa. Questo ovviamente quindi è una sfida continua in cui diciamo, l'energia e l'impegno e le risorse che tutte le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali ci mettono, ovviamente ne servirebbe sempre di più. Chiaro che l'obiettivo la normativa è molto chiara su quelli che sono gli obblighi formativi e informativi. Diciamo che ovviamente noi come associazioni, come dicevo prima, prevediamo proprio dei modelli di formazione condivisi con le organizzazioni sindacali, come prevede il testo unico sulla sicurezza, prevede proprio degli organismi paritetici, e noi da anni li abbiamo costituiti come ogni altro settore nel nostro territorio, e andiamo appunto azienda per azienda a impegnarci nel far sì che queste attività formative, questi sistemi di sicurezza, IDP, e le valutazioni dei rischi, le visite mediche, tutto il kit insomma che serve per lavorare in sicurezza sia fatto e mantenuto poi adeguato nel tempo, perché ovviamente ad ogni nuova assunzione si deve ritarare e valutare se quel lavoratore è formato adeguatamente, se ha le visite mediche necessarie. Quindi ogni nuovo innesto in un'azienda di un lavoratore di fatto mette sotto test il suo apparato di sicurezza. Chiaro che poi purtroppo ci sono anche delle situazioni che poi esulano, abbiamo purtroppo registrato nel tempo anche situazioni in cui l'azienda ha fatto tutto e di più, a volte anche su base volontaria, grazie anche degli incentivi che l'INAIL dà per chi fa di più anche su base volontaria in termini di sconto sul costo del lavoro. Purtroppo poi ci sono anche delle situazioni in cui alcune cose possono purtroppo capitare nonostante si sia fatto tutto. L'obiettivo comunque per noi è sempre quello, quantomeno, di portare allo standard minimo di legge tutte le imprese che rappresentiamo e aiutiamo nel confrontarsi con questa normativa, che, voglio dirvi, è sempre più sentita. Ecco, sicuramente il salto culturale oggi nelle nostre imprese è assolutamente realizzato, quindi sanno benissimo che quando si assume qualcuno, prima di iniziare a stabilire cosa fare al primo giorno di lavoro, bisogna registrarsi su questi aspetti. Certamente. Allora, Garibo, prima di andare a vedere quelli che sono anche i dati del Veneto e della provincia di Treviso su questo tema, apriamo una parentesi sull'aumento
della spesa media dei consumatori, perché abbiamo in collegamento in diretta da Padova la collega Valentina Visentin. Secondo uno studio della CIA di Padova, con il nuovo anno si spenderanno circa 400 euro in più. È corretto, Valentina? Buongiorno a te e al tuo ospite. Sì, buongiorno Lina, è corretto, circa 400 euro di spesa annua in più e soprattutto per i padovani, circa 300.000 padovani, perché la provincia di Padova è quella che ha il tasso di inflazione più alto. Lo studio è stato fatto dalla CIA, che ha analizzato un po' il carrello della spesa, quindi da gennaio che cosa aumenterà maggiormente? Aumenteranno i prodotti di stagione, quindi l'ortofrutta e soprattutto la parte zootecnica, per cui latte e derivati e carne. Ecco, il problema è che anche per chi produce cioè l'aumento dei prezzi non corrisponde a un aumento dei guadagni. Sì, la situazione che si sta ponendo risiede in un fatto storico per quanto riguarda le aziende agricole, alle quali purtroppo la grande distribuzione riconosce estremamente poco rispetto al valore finale del prodotto al quale il cliente è costretto a pagare. Questa inflazione poi, che produrrà purtroppo una diminuzione degli acquisti, si inserisce anche in un allineamento difficile sotto la parte economica, visti gli aumenti dei costi di energia e di materie prime. Quest'anno, oltre all'aumento dei costi, anche un'annata davvero disastrosa proprio dal punto di vista meteorologico. Sì, abbiamo avuto una riduzione delle rese dovute ai fattori meteorologici ai quali ovviamente l'azienda agricola è sottoposta. L'aumento dei costi è stato un ulteriore problema e adesso l'inflazione che ridurrà gli acquisti, per cui un'annata sicuramente difficile per le aziende agricole e purtroppo estremamente difficile anche per le fasce più deboli della società, perché l'inflazione, anche se è democratica, nel senso che colpisce tutti, gli effetti dell'inflazione purtroppo colpiscono di più i settori della società più fragili e tra questi purtroppo ci sono i pensionati con le pensioni minime a 600-700 euro, che tra l'altro la maggior parte escono proprio dal settore agricolo. Appunto, i rincari, insomma gli aumenti sono previsti a partire dal 1° di gennaio del 2023, si stima appunto una media di 385-386 euro in più all'anno di spesa proprio dei beni di prima necessità. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Allora ritorniamo in diretta con Stefano Garibo, responsabile dell'area lavoro contrattuale di Confartigianato. Ecco, abbiamo aperto questa parentesi brevissima sul caro bollette, sui rincari, sulle maggiori spese. Secondo lei, Garibo, questa situazione può influire anche su quelli che sono gli investimenti in sicurezza da parte delle imprese? Si rischiano delle economie in qualche modo? Cioè, non può essere sicuramente, questo non può succedere, sicuramente la preoccupazione del caro energia che stiamo vivendo, anche se ancora non ha attaccato in maniera forte, almeno nella piccola impresa, che magari lavora più nell'indotto della grande, però assolutamente questo noi dobbiamo fare di tutto perché venga escluso. E in questa direzione ribadisco la bilateralità, insomma le risorse che la contrattazione collettiva della piccola impresa da anni raccoglie hanno un vincolo di destinazione proprio dedito a rimborsare l'investimento in sicurezza, quindi laddove le imprese magari potranno avere difficoltà, insomma rivolgendosi anche alle associazioni di categoria, capendo insomma le soluzioni che sono state messe a disposizione, questo non deve assolutamente accadere. Anzi, noi stiamo proprio in questo momento sviluppando dei progetti che riteniamo virtuosi, ad esempio andando nelle aziende, andando direttamente nelle scuole professionali, quelle dove magari i ragazzi studiano per diventare tecnici nell'artigianato, nei settori industriali, utilizzando proprio delle risorse, quindi facendo dell'attività formativa gratuita, la stessa che rendiamo alle figure operaie dipendenti, di modo che la cultura della sicurezza sia già praticata prima e a beneficio proprio dei lavoratori del futuro, piuttosto che altre iniziative anche di sensibilizzazione, utilizzando magari situazioni come quelle del teatro, per far pensare insomma a tutte quelle azioni che in quotidianità noi dovremmo fare in sicurezza, quindi insomma collegando il cervello insomma alle azioni che facciamo e pensando anche che le cose potrebbero non sempre andare bene. Ecco, ovviamente nessuno quando inizia una giornata lavorativa pensa a certe situazioni, quindi anche i corsi di formazione ad esempio che stiamo sviluppando, stiamo aprendo una nuova sperimentazione perché magari
con video, con dinamiche anche didattiche più tra virgolette accattivanti, insomma riusciamo a catturare l'attenzione dei lavoratori o dei titolari che fanno questi corsi, perché come ho detto prima nell'artigianato rischiano in pari intensità, si possa insomma evocare una diversa attenzione, dedicare anche dei momenti di riunione all'interno delle giornate lavorative per pensare un po' alle dinamiche di sicurezza in maniera più frequente di quanto già la norma lo imponga. Senta, guardando nel sito della Regione del Veneto siamo andati a vedere, vediamo se la regia lo può inquadrare, ecco il bollettino degli infortuni mortali nel periodo, come leggete anche dalla sovraimpressione, tra gennaio e settembre 2022. Questo grafico rappresenta invece l'andamento cumulativo degli infortuni mortali nella Regione del Veneto tra il 2018 e il 2022. Il 2022 è questa linea in azzurro che naturalmente vedete dimostra comunque una crescita rispetto agli altri anni, anche se vediamo anche anni più neri. Il 2018 la linea rosa rappresentata appunto con addirittura 48 decessi, 49 nel 2020. Il post pandemia, Garibo, se ne è parlato tante volte, insomma l'artigianato, la piccola impresa comprende anche l'edilizia, con la ripresa economica del post pandemia ma anche gli incentivi super bonus, purtroppo abbiamo visto insomma moltiplicarsi anche le piccole imprese magari e i cantieri e con essi il rischio di infortuni. Sì, anche il Ministero del Lavoro ha proprio di recente pubblicato 110 in sicurezza e quindi sappiamo tutti che questa normativa, anche per come è stata costruita, con incertezze continue, con scadenze che poi si spostano, con condizioni che si spostano, abbia portato sicuramente beneficio ovviamente all'utente finale per edifici meno energivori e quant'altro, e ovviamente risorse nel settore, però questa incertezza sulle scadenze ha portato due fattori negativi: ovviamente il moltiplicarsi di imprese edili diciamo improprie, per non dire altro, che ovviamente fanno una concorrenza magari sleale, sicuramente a ribasso anche sul fattore sicurezza rispetto a quelle virtuose che caratterizzano comunque la maggioranza del settore. Dall'altro lato ovviamente la necessità di chiudere, per più che per questioni di come si costruisce bene una casa, di questioni legate a scadenze normative, ha sicuramente accelerato l'intensità lavorativa nei cantieri rispetto a quanto non fosse in precedenza. È chiaro che questi fattori di aziende poco corrette, improvvisate dell'ultima ora, che come associazione abbiamo più volte denunciato, e ovviamente una normativa che scopriamo di volta in volta proroghe all'ultimo minuto, che se si sapevano ovviamente gestire con tempi diversi avrebbero prodotto anche un'intensità lavorativa diversa. Sì, quindi sicuramente questa normativa ha creato, lo dimostrano quello studio del Ministero del Lavoro pubblicato penso 2 o 3 giorni fa, anche queste ombre. Quindi noi ci auguriamo che invece questa normativa, diciamo, incentivare case più sicure per chi ci vive, meno energivore e quant'altro, debba essere una normativa continua, magari con un'intensità di premialità diversa, di modo tale che sicuramente ci sia una propensione a migliorare gli edifici, ma insomma in orizzonti temporali adeguati anche per lavorarci in maniera congrua. Ecco, sempre il bollettino regionale fa un bilancio di quelli che sono stati gli infortuni mortali. Sappiamo che gli infortuni mortali sono una parte naturalmente degli infortuni sui luoghi di lavoro, poi insomma ci sono ovviamente anche quelli che non finiscono in maniera tragica vediamo, scorrendo la tabella che distingue le varie ULSS, che da gennaio 2022 a settembre sono ben 33 purtroppo i decessi registrati nella regione del Veneto, con un numero importante, 10 addirittura nell'ULSS 9 Scaligera, l'ULSS di Verona, ma addirittura 6 sono anche nell'ULSS 3 veneziana, insomma, per cui davvero dei numeri importanti purtroppo, e che potrebbero far salire
quella statistica che abbiamo visto poco fa nel grafico. Eccolo qua, la suddivisione, la distribuzione degli incidenti mortali nella regione del Veneto per comune in cui si è verificato l'evento purtroppo tragico sul lavoro, e poi anche una distinzione di età e nazionalità, perché poi c'è magari anche il tema di chi rimane al lavoro, no, Garibo, anche a un'età piuttosto avanzata, oppure il tema dei giovani, perché poco fa anche lei citava insomma la formazione nelle scuole eccetera. C'è stato una gran discussione purtroppo dopo la morte a Noventa di Piave di uno studente in alternanza scuola-lavoro, no? Altro tema questo, abbiamo visto appunto la morte di questo ragazzo, e poi anche gli studenti che sono scesi in piazza per protestare contro questa forma di alternanza scuola-lavoro. C'è stato chi ne ha chiesto anche la sospensione, lo stop. Sarebbe una soluzione questa? Va ripensato, oppure bisogna solamente fare ancora più sensibilizzazione sul fronte della sicurezza anche in questi ambiti che sembrano protetti ma sempre luoghi di lavoro sono? Sì, per noi è stato un momento, per tutto il mondo datoriale, è stato un momento di grande criticità, di riflessione, ovviamente l'episodio a cui lei fa riferimento. Il punto per noi le normative del 2015, quelle che hanno portato alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, PCTO, sono un punto di partenza che deve essere continuato e percorso. È solo in realtà 5-6 anni che le aziende hanno questa possibilità di veder riconosciuto il loro percorso di trasferimento di competenze a un giovane studente per conseguire un titolo di studio. Su questo, come Confartigianato, peraltro noi, più che l'alternanza scuola-lavoro e il PCTO, che poi in realtà si traducono in brevi periodi di presenza dello studente in un contesto lavorativo, e quindi soprattutto per l'artigianato troppo poco per trasferire competenze, noi siamo per favorire quell'altro strumento che quella riforma dell'alternanza scuola-lavoro aveva sdoganato, che era l'apprendistato, che è l'apprendistato duale. In quel caso lo studente viene assunto, non entra gratuitamente, come giustamente magari qualche associazione di studenti critica all'interno di un percorso in azienda, ma viene realmente assunto, quindi è evidente che assumendolo come studente lavoratore, ovviamente parlo più per scuole professionali, per Ipsia, dove abbiamo dei progetti già realizzati a Castelfranco, a Vittorio Veneto, in provincia, si può essere studenti e dipendenti, quindi ci sono molte più ore che si attraversano in azienda. Ovviamente parlo, tutte le materie, semplifichiamo, laboratoriali, vengono fatte nei laboratori di massima qualità che hanno ovviamente solo le aziende, non potranno mai avere le scuole, ma si entra con la qualifica di apprendista, ossia di lavoratore dipendente, e la normativa è molto chiara nel senso che è ovviamente totalmente equiparato ad un dipendente. Noi sull'alternanza scuola-lavoro, sui PCTO, che invece sono esperienze più brevi, non a titolo oneroso, ovviamente non c'è una busta paga, non c'è un cedolino, non c'è un compenso, da anni stiamo dicendo che devono essere anticipate con una comunicazione obbligatoria al sistema, diciamo, ispettivo, al centro, a quello che si chiama ad oggi Veneto Lavoro, per capirsi, di modo tale che se le imprese vengono a dire a chi li aiuta su queste materie, come noi, che domani entra uno studente in azienda, sicuramente da noi possono ottenere tutte quelle informazioni utili ad evitare o a prevenire, a fare tutto quello che la normativa prevede perché questo ingresso avvenga in sicurezza. Oggi in realtà lo scambio di uno studente in PCTO, alternanza scuola-lavoro, avviene in un dialogo che è esclusivamente tra la scuola e l'impresa. Non deve essere detto a nessuno che domani mattina per 20 giorni, 10 giorni, X ore entrerà uno studente, e questa è una grossa lacuna che peraltro la legge finanziaria del 2021 per il 2022 aveva previsto di attuare, ma poi la norma applicativa non è avvenuta. Quindi quello che noi chiedevamo da anni, il legislatore in realtà nel 21, a dicembre 21 l'aveva anche scritto, ma non è stato attuato. Sembra una piccolezza, ma non lo è. Non lo è, perché nel momento in cui uno pensa di ricevere uno studente, siccome non è un dipendente, pensa che possa magari esserci qualche tipo di deroga, che assolutamente non c'è. Anzi, bisogna alzare ancora più sistemi protettivi, valutazioni, considerazioni,
e magari quella comunicazione aiutava anche a far conoscere a chi questo lavoro di aiutare le imprese sulla sicurezza lo fa da anni, a mettere in campo tutte le soluzioni che abbiamo adottato. Ecco, quindi questo è quello che noi ci sentiamo di dire. Assolutamente l'alternanza scuola-lavoro deve proseguire e deve proseguire in condizioni di sicurezza. Le imprese, quelle serie, che sono quelle che ovviamente hanno tutto l'interesse che questa cosa continui, non sono disposte a qualsiasi investimento, come minimo quello in sicurezza, pur di poter condividere delle fasi di questi giovani lavoratori del futuro nei propri cantieri, nei propri stabilimenti. Certamente, allora sempre appunto il bollettino regionale fa anche una distinzione a seconda del ruolo delle persone rimaste coinvolte in questi infortuni e la maggior parte sono proprio lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, oltre 10 dei 33 di cui abbiamo parlato che hanno perso la vita sul lavoro in questi, nei primi 9 mesi dell'anno di cui tiene conto questo bilancio. E la seconda voce sono i coltivatori diretti, quindi gli operatori dell'agricoltura e poi 3 sono i casi invece di lavoro autonomo, ma ci sono poi anche pensionati, datori di lavoro e i settori appunto maggiormente colpiti rispecchiano questi numeri, queste cifre che dicevo, perché l'agricoltura detiene 10 casi addirittura per schiacciamento, sono i ribaltamenti di trattori e una folgorazione e un annegamento, quindi 12 casi che riguardano l'agricoltura, altri 6, questa è la colonna dell'edilizia, metalmeccanica sempre 6 casi e poi ci sono logistica, che poi è un nuovo settore purtroppo, abbiamo visto insomma anche con le vicende che riguardano i rider magari che sono in strada eccetera, e poi ci sono anche gli infortuni in itinere, no? Abbiamo fatto vedere all'inizio di questa trasmissione, Garibbo, un nuovo incidente che si è verificato in A4, che è purtroppo, no, un nodo irrisolto che sta creando sicuramente dei grossi problemi anche a chi deve spostarsi, no, per lavoro e alle imprese. No, certamente questa analisi, questa foto, da anni insomma noi ci confrontiamo sui tavoli istituzionali di riferimento, quelli con l'INAIL, quelli con lo SPISA, con cui dell'ULS 2 ovviamente, con cui poi proprio a breve stiamo definendo un progetto sul rischio delle macchine nel mondo che rappresentiamo, della meccanica di produzione, del legno, del Made in Italy in generale. Purtroppo quel quadro, diciamo, di mappatura sia delle cause che dei settori più rischiosi purtroppo per noi è quasi sempre una conferma. Inevitabilmente i luoghi dove c'è come un cantiere diverse aziende che lavorano su un'area comune che ovviamente che varia man mano che il manufatto cresce, determina più rischiosità. Chiaramente immagino i colleghi dell'agricoltura conoscano bene la rischiosità del settore che rappresentano, che per definizione è più pericoloso di un ufficio dove può lavorare un impiegato. Chiaramente anche come dimostra i dati che avete illustrato, quello che dicevamo, appunto anche datori di lavoro, collaboratori, lavoratori autonomi purtroppo sono dentro quelle con numeri importanti dentro quelle classifiche, e quindi diciamo sappiamo dove si deve intervenire, anche come è chiaro che il picco di lavoro che il 2022 ha registrato, per fortuna sull'uscita dal 2021 del Covid, chiaramente non ha contribuito a segnare quei numeri più che per noi sono ovviamente in primis un dispiacere, ovviamente una sfida ovviamente per misurarci, per fare sempre di più, ovviamente partendo da quello che ho detto prima, che è appunto adempiere innanzitutto alle normative che già ci sono, forse non ne servono altre, vanno rese un po' più chiare, più concrete, anche perché sappiamo che anche i momenti formativi, se avessero qualche passaggio più pratico e meno teorico, magari coinvolgerebbero di più soprattutto il mondo che noi rappresentiamo, di gente che lavora con attività operaie,
e quindi magari se ci fossero più esercitazioni utilizzando anche le tecnologie, modalità nuove. Stiamo lavorando ad esempio nel cantiere per delle simulazioni di rischio utilizzando la tecnologia 3D da mettere dentro a questi corsi, perché non ci si limiti ad una mera ricognizione normativa, ma si possa simulare, sfruttando anche le tecnologie che ci sono, delle situazioni, anche se siamo in una situazione di corso, più è spinto verso una esperienza pratica di una situazione di rischio, più chi torna a casa da quel corso, da quei momenti informativi, potrà farne tesoro e condividerlo con i colleghi il giorno dopo nel luogo di lavoro. Benissimo, allora Stefano Garibo, noi la ringraziamo di questo quadro che ci ha fatto su questo tema importante della sicurezza sul lavoro. Stefano Garibo, responsabile dell'area lavoro contrattuale di Confartigianato, grazie. È un tema su cui vogliamo sempre continuare a mantenere alta l'attenzione perché è molto importante, così come voi associazioni di categoria naturalmente. Grazie per la sua presenza. Grazie a voi, grazie. Adesso noi riapriamo una parentesi sulla cronaca, prima di andare a un altro tema che vi avevo annunciato all'inizio di questa diretta. Andiamo nel frattempo a Mestre per i 5 accoltellamenti in 10 giorni che si sono verificati appunto nell'ultimo breve periodo, e di fronte a questo allarme criminalità il questore di Venezia Mascio Pinto ha annunciato nuove operazioni delle forze dell'ordine e la sua stessa presenza nel quartiere Piave per incontrare direttamente i cittadini e raccogliere le loro segnalazioni. Io ci metto la faccia, faccio la mia parte, sarò nei prossimi giorni con il camper lì in via Piave, nei luoghi più caldi, a parlare con i cittadini, ma non per tranquillizzarli, per capire ancora meglio i loro problemi. Io ci metto la faccia, così il questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto ha annunciato la sua presenza in via Piave, nel quartiere più caldo di Mestre. Con 5 accoltellamenti registrati negli ultimi 10 giorni, la preoccupazione dei residenti è salita alle stelle, ma pur riconoscendo la difficoltà della situazione attuale, Mascio Pinto invita ad avere fiducia. Giorni fa abbiamo fatto una bella operazione e vi ringrazio perché è stato molto importante comunicarla a Campo Santa Margherita nel centro di Venezia. Io farò altre di queste operazioni di polizia amministrative che sono secondo me importanti perché operano in quel settore che è proprio la sicurezza dei cittadini, il senso di sicurezza dei cittadini. Quindi stiamo predisponendo altre azioni come quella che abbiamo fatto in Campo Santa Margherita e che ha avuto un grande successo. Parlando a margine della cerimonia al monumento ai caduti della polizia a Venezia, Mascio Pinto ha anche spiegato come esista, oltre ad operazioni come quella di Santa Margherita, un'attività più profonda per estirpare il problema alla radice. Voi ricorderete l'operazione San Michele di cui ho sentito parlare quando sono arrivato, ma era partita 4 anni prima. Purtroppo queste indagini richiedono tempo perché poi, vedete, mettiamoci un attimo nei panni del giudice investigatore, dell'inquirente. Per il giudice è molto importante che oltre a essere presi i delinquenti poi restino in galera, e quell'attività di costruire la prova che poi li tiene in galera che è complessa. Da Padova invece andiamo a vedere che sta succedendo al capannone che era servito ai venetisti, lo ricorderete, per custodire il celebre Tanco. Finisce all'asta il capannone che era servito al gruppo dei venetisti, poi finiti a processo, come base per realizzare un trattore armato e blindato ribattezzato Tanco, con il quale si ipotizzava un nuovo sbarco a Venezia. È un capannone della zona industriale di Casale di Scodosia, 1700 metri quadrati di superficie, che l'11 novembre verrà abbattuto all'asta. Dai 355.000 euro di valore iniziale, però, si è scesi a circa 164.000, complice la crisi e il Covid. 2 anni di lavoro per realizzare il Tanco e poi il blitz delle forze dell'ordine, con una sfida tra perizie per accertare se fosse veramente in grado di sparare.
Eccoci di nuovo in diretta, vi presento gli ospiti con cui parleremo di alluvione del 1966, in particolare in una zona vicina anche ai nostri studi, Zensón di Piave. Do il benvenuto e ringrazio per essere qui a Gualtiero Bisiol, buongiorno, eccolo qua, e a Carlo Dariol, qui alla mia sinistra, che sono gli autori di un libro, una ricerca storica la possiamo chiamare, che ripercorre, eccola qua, l'alluvione del 1966 proprio a Zensón di Piave, raccontata da chi l'ha vissuta. È un volume che è stato realizzato con il patrocinio del comune di Zensón di Piave, che non vuole essere diciamo un prodotto da mettere in vendita, ma proprio una testimonianza storica per mettere nero su bianco quello che è accaduto in quel momento, perché il 4 novembre, domani ricorre l'anniversario del 1966, lo sappiamo che di fatto l'Italia intera è andata purtroppo sott'acqua, ci sono state zone più o meno danneggiate, che hanno avuto conseguenze più o meno gravi, ma le immagini, anche le fotografie che sono racchiuse in questo volume su quello che successe a Zensón di Piave, poi le vedremo e sono naturalmente testimonianze storiche impressionanti. E saluto, perché la vedo collegata, Nadia Toninato da San Donà di Piave. Buongiorno signora Nadia, grazie per essere con noi. Grazie a voi, sono io che ringrazio voi per l'invito. Ecco, anche lei di Zensón, perché lei è proprietaria di un filmato d'epoca che aveva realizzato il marito, è così signora Nadia? Esatto, allora, sì. Cominciamo proprio da lei, anche per una questione di cavalleria. Ci racconti come è stato realizzato, in che circostanze questo filmato, che poi chiederò alla regia di mostrarci, che è davvero un documento storico. Niente, succedeva che all'epoca al Vise vicino un ragazzo sedicenne si è trovato in casa circondato dall'acqua la mattina del 5 novembre e ha avuto l'idea di prendere la vecchia cinepresa, una Super 8 del tempo, del fratello maggiore Alcide, e ha voluto fare delle riprese dalle finestre della propria abitazione con uno scenario spettrale, diciamo, acqua tutto attorno. Una volta defluita l'acqua, dopo 2 o 3 giorni, è tornato il fratello Alcide, che ha inserito la pellicola a colori ed è passato per le vie del paese a filmare tutta la desolazione, tutto quello che era successo per le persone che pulivano le abitazioni, le attività produttive. È una bella testimonianza secondo me, e credo di interpretare anche le volontà di Alcide e di Alvise di voler rendere pubblico questo filmato affinché resti come testimonianza e di monito per le generazioni future e anche per le autorità competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi sempre più comuni, diciamo. Ecco, bravissima signora Nadia. Allora io chiedo alla regia di mostrarci proprio uno spezzone di questo video, che poi commenteremo insieme e poi introdurremo il libro. Prego.
Ecco, questi erano un paio di minuti di questo video che dura ben 11 minuti, no, signora Nadia, ma che danno l'impressione davvero della devastazione di quello che c'era in quei giorni e della buona idea che ha avuto naturalmente suo marito di documentare tutto, perché vediamo che importanza hanno queste testimonianze oggi. Quanti anni aveva lei, Nadia, all'epoca e cosa si ricorda di quei giorni? Beh, io ero una ragazzina di 10 anni, frequentavo la quinta elementare. Diciamo che avevo la fortuna di essere al di qua di due argini, sia l'argine del Piave sia l'argine San Marco, quindi i danni sono stati inferiori rispetto a chi abitava nel centro storico del paese. Però l'atmosfera e tutta la sensazione che vivevano i familiari l'ho vissuta e l'ho anche trasferita in piccola parte come piccola testimonianza nel libro dei due autori, del signor Dariol e del signor Visiò. Esatto, allora parliamo proprio del libro. Allora, Gualtiero, Visiò, lei si è anche visto nel video, è vero? Era sull'argine, diceva, mentre andava in onda. Anfibio, sì. Io ero arrivato dove ha rotto proprio il Piave al pomeriggio del 4 novembre, appunto. E c'era ancora l'acqua che scorreva con un rumore assordante e c'era una famiglia di Serafin che era proprio lì davanti dove l'acqua aveva divelto l'argine, che aveva paura, immaginarsi, e ci ha pregato tanto, gridava vieni a tirarci fuori che ci annegheremo tutti qua e là. Abbiamo tentato 4-5 volte con lo scafista, diciamo, con l'anfibio, però succedeva che per entrare nella casa dei Serafin si doveva girare e c'era la corrente di fianco e appunto il sergente diceva qua corriamo il rischio di annegare, che l'acqua ci capovolge, no? E quindi abbiamo provato e non ci siamo riusciti. E a malincuore abbiamo dovuto tornare sull'argine e dire ai Serafin ci dispiace, verremo domani perché non ci riusciamo, è troppo pericoloso. La disperazione di quel momento, mi ricordo ancora l'effetto che fa dentro di me, però siamo tornati dopo il giorno successivo e li abbiamo portati fuori, insomma, questo è importante. Certo, non c'erano i mezzi che ci sono adesso, no? Sicuramente. E d'altro canto era un disastro nazionale. Esatto, sì. Sì, è stata soprattutto per l'epoca una grande vicenda, un grande disastro, insomma. Che è rimasto naturalmente impresso nella mente dei testimoni, no? Che voi riportate anche in questo libro. Quanti anni aveva lei, Gualtiero? Io 24. Quindi insomma era grande, consapevole e si è dato da fare insomma, per cercare di portare aiuto. Ma direi abbastanza, anche l'ho vissuta proprio con impegno, perché qui è raccontato sul libro i giorni precedenti, il 3, il 4, il 5, ora per ora, giorno per giorno, vari abitanti come li hanno vissuti. Io ero sull'argine, che c'era il sindaco, c'era Pasquale Biasi, che era dipendente del magistrato delle acque di Venezia, che aveva la tutela del controllo delle acque del Piave, che era molto arrabbiato anche perché diceva ci arriva una valanga di acqua che ci annega tutti, non so perché. Hanno liberato tutte le dighe delle centrali sui laghi, in montagna, tutte assieme, non potevano aprirle un giorno, uno l'altro, eccetera, un po' alla volta, in modo che andasse tutto liscio. Adesso sta arrivando una valanga di acqua, bisogna scappare, bisogna andare via. Allora il sindaco fece suonare campana a martello, come si dice, e fece girare per le strade con l'autoparlante un signore, un carrer che aveva l'autoparlante sulla macchina, per dire abbandonare, lasciare tutto, lasciare le case, eccetera. Qualcuno l'ha fatto, però molti, quasi tutti, sono rimasti al secondo piano e si sono salvati così. Io sono scappato quando ho sentito suonare campana a martello
e poi anche i miei fratelli sono usciti con un po' anche di difficoltà, però siamo riusciti ad andare all'asciutto, diciamo. Certo, certo. Senta, mentre vediamo scorrere proprio le fotografie che sono contenute in questo volume, chiedo a Carlo Dariol come è nato questo progetto. Voi siete scrittori di professione oppure no? Io scrivo tanto, ho scritto tante cose, quindi questa è una delle pubblicazioni. L'ultima, sì. Certo, quindi certo. è nata un po' per caso, perché avevo raccolto 2 testimonianze di Gualtiero, una relativa all'alluvione. Lui avrebbe avuto piacere che venisse pubblicata su una rivista che si occupa di storia e tradizione, che è abbastanza nota nel Basso Piave, che è In Piazza. E poi mi aveva anche raccontato una storia di Denson un po' centrata proprio sulla vita degli abitanti. Entrambi i racconti erano un po' lunghi per finire su una rivista, e allora l'idea è stata quella di proporre all'amministrazione di Denson di trasformare questi 2, ovviamente poi corredandoli delle testimonianze di tutti coloro che la tragedia l'avevano vissuta, di trasformarla in una testimonianza, e da questo punto di vista l'amministrazione, l'assessore alla cultura Moratto ha visto che era una cosa interessante, e a quel punto, mettendo assieme una storia del Piave che io ho già scritto in passato raccontando l'alluvione nel mio paese, che è Croce, che poi è anche il paese di Gualtiero attualmente, e poi mettendoci assieme quella parte di quella fotografia sulla vita di Denson negli anni 50 che Gualtiero mi aveva fornito e che è scritta in dialetto, perché uno dei miei interessi è, come dire, la scrittura in dialetto di poesie, racconti, eccetera. E ci abbiamo aggiunto le testimonianze che Gualtiero ha raccolto, come dire, è andato ad ascoltare più volte, gli amici, i conoscenti di Denson. Tutte queste cose poi sono diventate, come dire, la materia del libro, che io ho cercato di rendere attraverso una cronistoria, ora per ora, insomma, partendo dalla storia antica, okay, ma poi ovviamente concentrandoci sui giorni dell'alluvione, dai primi di novembre fino poi a dicembre, quando finalmente la gente è rientrata nelle case con le malte da togliere, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, non è un film, ma è raccontato come un film che dovrebbe interessare chi lo legge. Sicuramente chi ha testimoniato ci ha messo l'anima, e Gualtiero a raccogliere tutte queste pagine, fogli, a telefonare, ha fatto un lavoro fondamentale per costruire il racconto. Esatto, perché abbiamo visto scorrere le foto, tra l'altro, di Alcide Vicino, Giovanni Spadari, dell'archivio Claudio Falcer, che ci sono state mandate davvero gentilmente a corredo proprio di questa nostra diretta su questo tema. Allora, sono trascorsi tanti anni, Gualtiero, e sì, tra l'altro insomma, anche il territorio di Denson ha vissuto in questo tempo altri allagamenti, altre piene del Piave, che è una presenza utile e ingombrante allo stesso tempo, il fiume. Come la vive la popolazione di Denson questa presenza? Questo è rimasto senza dubbio il ricordo della peggiore alluvione, io credo, ma insomma, abbiamo visto anche in questi ultimi anni purtroppo degli episodi che hanno causato dei danni. Sì, sì, ma Denson, diciamo, il Piave ha fatto parecchie piene, diciamo così, nei vari secoli. Da una ricerca che ha fatto Carlo, ogni secolo 2, 3, 5, 8, tantissime piene. Allora non c'erano gli argini che ci sono adesso, e quindi ogni piena portava giù dalla montagna un sacco di terreno, e se c'era qualche baluardo, qualche difesa, le spazzava via sicuramente, perché erano cose di piccolo conto. Quindi di padre in figlio, chi ha vissuto in quelle zone ha conosciuto il Piave con i suoi disagi, con le sue esperienze, e ogni piena, che ne abbiamo avuto anche dopo e anche prima, diciamo, è già
insito nel carattere della gente preoccuparsi, curioso di vedere cosa farà, cosa ci aspettiamo, eccetera, con paura, eccetera, come mi sono state trasmesse da chi l'ha vissuto, una 27-28 persone che l'hanno vissuto così in prima persona quei giorni, e che mi hanno insegnato molto, diciamo, ho imparato da loro, mi hanno permesso di entrare nel loro carattere, nelle loro paure, nella loro mentalità, quello che hanno vissuto. È venuto fuori, mi sembra, una cosa abbastanza interessante. Certamente. Ecco, chiederei alla regia, intanto se è ancora collegata la signora Nadia, eccola qua, sì. E se è possibile, ecco, durante la nostra diretta vedere qualche altro spezzone. Secondo lei, Nadia, c'è anche un insegnamento che lascia anche la testimonianza che voi ci avete fornito, questo video, questo filmato? Forse anche del rispetto che bisogna avere per il territorio, per l'ambiente, no? Lei dice anche un monito alle istituzioni, a chi governa, è così? Esatto, perché abbiamo avuto una quasi piena anche nel 2018, non ci dimentichiamo che mancava poco perché tracimasse, quindi questi eventi diventano sempre più facili da succedere, diciamo, quindi diciamo che serve per le future generazioni, ma serve soprattutto agli organi competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi. Bravissima, allora chiedo alla regia se ci mette proprio in onda un altro spezzone anche con la musica e poi andiamo in pubblicità per un breve momento. Intanto vediamo un altro pezzettino di video. Lady at 46 South Rose. 46 South Rose. Ecco, abbiamo visto cioè anche dei dettagli degli animali, insomma tutta una natura devastata da questo video. Un'ultima domanda a Nadia prima di interrompere un attimo la nostra diretta per il meteo e la pubblicità. Vediamo se, eccola qua. Nadia, c'è stata anche grande sensibilità, no? Nel filmare anche i dettagli, i volti, le persone, l'intervento dell'esercito, insomma, tutti gli aspetti della vita quotidiana sconvolta da questa alluvione. Effettivamente sì, è stato un evento tragico quel frangente, diciamo, e quindi è stato naturale riprendere quello che si vedeva. Che effetto le fa rivedere queste immagini che rivedrà magari ogni tanto? Ogni volta è una sensazione abbastanza dura, abbastanza triste, diciamo, per due motivi: prima per la tragedia che è successa quella volta e poi perché lui non c'è più, ma non ha importanza, succede purtroppo.
E invece volevo approfittare per ringraziare anche un'altra persona che ha collaborato per questo filmino di recente, ed è il signor Daniele Agnoletto, che mi ha permesso di scrivere le parole all'inizio del filmino, se no non si capisce bene, diciamo, di cosa si tratta. Certamente, Ecco. è un documento importante. Allora, noi ci fermiamo un attimo, grazie per la vostra pazienza. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per i prossimi giorni, poi un breve break pubblicitario e torneremo in diretta per continuare a parlare di quello che accadde il 4 novembre del 66. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Cambio della guardia a rimpiazzare l'anticiclone africano che ci ha tenuto compagnia durante il mese di ottobre con bel tempo e caldo. Arriva una perturbazione, questa sì, decisamente più autunnale. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 3 novembre vedrà un cielo molto nuvoloso, sulla pianura varie nebbie di notte e la mattina, fino al pomeriggio pioviggini a carattere sparso, di sera poi piogge via via più estese e moderate, venti forti e variabili. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, come ci mostra la grafica, con possibili precipitazioni sparse, inizialmente più diffuse poi in serata. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 18-19 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui all'inizio sole e nubi, poi sarà via via più coperto con locali rovesci. Temperature minime intorno agli 8-11 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 con gli ospiti in studio. Stiamo parlando dell'alluvione del 1966, domani l'anniversario 4 novembre, e in particolare stiamo focalizzando su quello che accadde a Zenson di Piave nel Trevigiano, ma siamo al confine anche con la provincia di Venezia. Qui in studio con me Carlo Dariola e Gualtiero Bisiol, che sono gli autori di questa ricostruzione storica con tante testimonianze dell'epoca, che sono un po' il valore aggiunto naturalmente di questo volume, proprio sull'alluvione. E collegata c'è invece Nadia Toninato, che è la proprietaria di un filmato d'epoca che vi stiamo proponendo, davvero impressionante, di quei giorni. Ecco, visto che abbiamo visto proprio la copertina, vorrei chiedere a Carlo Dariol come nasce questo fumetto che c'è in copertina, perché se lo riproponiamo, ecco, c'è una firma importante, adesso è coperta dalla nostra grafica, ma questo è un disegno di Altan, è così? Altan, sì, nasce in maniera, come dire, fortuita ma bella. Tra le testimonianze che Gualtiero mi ha mandato, una mi è arrivata attraverso l'inoltro di una mail e leggo sotto il nome di Francesco Altan, Tullio Altan, che poi io pensavo che Tullio fosse il nome, invece Tullio Altan è il cognome. E ho chiesto se era il fumettista arcifamoso. E fa sì, io lo conosco, è amico mio, eravamo... E allora l'idea di chiedergli la copertina è arrivata, come dire, spontanea, e Altan si è dimostrato gentile, generoso, ce l'ha mandata, insomma, gli abbiamo mandato delle foto che potessero offrirgli ispirazione, e lui ha disegnato la foto di questo bambino spaventato insomma, davanti alla piazza di Zenson invasa dall'acqua,
E poi a quel punto abbiamo approfittato di Altan e detto ma adesso dobbiamo fare anche la quarta di copertina. E la quarta di copertina è una foto che ha scattato Gualtiero che presenta la stessa piazza all'asciutto e Eccola con qua. un uomo che dovrebbe essere il bambino diventato adulto che tiene la mano sulla spalla a una bambina con lo sguardo un po' più sereno dopo la tragedia del Eccola 66. qua, il dopo, E diciamo, quindi- la ricostruzione, la pulizia, la crescita, lo sviluppo di questo paese che è Azenson. Qui vediamo la piazza, appunto con uno sguardo di serenità di un adulto e una ragazzina. Tra l'altro questa, Gualtiero, è la piazza in cui arrivò anche il Presidente della Repubblica all'epoca? Sì. Chi era e cosa successe? Perché lei se lo ricorda Piazza bene. Badini, però c'era tutta una comitiva assieme al Presidente della Repubblica. Saragat nella fattispecie. Saragat, sì. Non ero andato in piazza e li ho visti passare davanti a casa mia. Ho detto, orco cane, dove vanno qua? Perché Non era consueto, penso, vedere tutto questo. La strada era interrotta, no? Ho preso la bicicletta, sono andato là e veramente si erano impiantati sul fango che c'era. Li ho aiutati a tirarsi fuori, gli ho insegnato che strada dovevano prendere per andare a Treviso. Hanno voluto vedere appunto dove proprio il Piave aveva rotto, penso che dopo vedremo di nuovo le foto della rottura. E tra l'altro mi diede anche 5.000 lire che mio padre le conservò come una reliquia, perché ero lì, queste le ha date Saragat a mio figlio. Certo, non capita tutti i giorni, naturalmente. Insomma, Grazie a Dio non capita tutti i giorni una sventura di questo genere, sì, però... ma comunque è un ricordo che ho avuto. Qui vediamo tutti gli animali morti recuperati dopo i giorni quando l'acqua era passata. Ecco, Carlo, perché naturalmente c'è un contraccolpo anche economico per una comunità rurale come era quella di Azenson all'epoca e credo che anche nei racconti sia emerso, insomma, no, la disperazione seguita a queste immagini. Anche se tutti ricordano, come dire, la grande quantità di aiuti che arrivarono, ecco qui la rotta, sì, aiuti che arrivarono un po' da tutta Italia e che consentirono, grazie anche alla buona volontà dei zensonesi, ma di rimettersi in piedi. Però ci sono delle testimonianze che ha raccolto in prima persona Gualtiero, che magari riferirà lui, ma che si sono messi a pulire, aiutati anche dai famosi angeli del fango, ma pulisci, la testimonianza era non veniva mai pulito. E poi ricordo un'altra testimonianza di queste malte che furono tolte per permettere ai muri di asciugarsi, e di gente che entra nelle case fredde senza le malte fino per l'inverno. Quindi sì, è stato un momento difficilissimo. E quindi emerge questo lato nei racconti, però emerge anche, come dire, la volontà e l'ottimismo che ha animato molti zensonesi, per cui la difficoltà enorme poi è stata superata. Azenson è stato il comune che ha patito di più durante quell'alluvione qui nel Trevigiano, nella nostra zona. Mentre Musile, che è il comune nostro, è quello che ha patito di più nel veneziano. Quindi è una tragedia che tuttora io non l'ho vissuta perché avevo un'età negativa allora, nel senso che sono nato dopo. È una tragedia che tutti ricordano, quindi su quella abbiamo fatto anche degli spettacoli, abbiamo raccontata, perché ogni anno torna la memoria e poi in occasione dei decennali la memoria è più sentita, ecco. Certo. Senta Gualtiero, vedo che sta sfogliando la sua opera, insomma. Qual è magari c'è una delle testimonianze che la colpisce di più, l'ha colpita di più raccogliendole? Sì, in particolare tutte mi sono rimaste impresse, però in particolare quelle della signora Luciana Agnoletto, che era arrivata là la sera del 3 a casa dei suoi genitori perché aveva in programma una festa per la domenica assieme a una festa di famiglia con la sua bambina di 38 giorni. Purtroppo la sua famiglia abitava davanti all'unico deceduto che è stato per colpa dell'alluvione, che era proprio davanti a lì. E finché c'era la luce e dopo anche
quando cresceva l'acqua, l'ha visto lottare contro l'acqua che non riusciva a aprire la porta per andare al piano di sopra e l'ha visto proprio annegare lì, è stata un'esperienza molto molto brutta. Di conseguenza purtroppo lei ha perso il latte materno, è una cosa che le è rimasta per sempre, però sono arrivati poi il giorno dopo con l'elicottero a salvarla, cioè a tirarla in salvo, e quindi l'ha depositato, l'hanno scaricata a Quinto di Treviso all'aeroporto. Lì i medici dell'aeroporto l'hanno subito visitata, soprattutto la bambina, però dopo l'hanno ricoverata a Cafoncello perché aveva bisogno di latte e delle cure. Dopodiché, purtroppo a piedi, perché non c'erano mezzi in quei giorni, è andata a casa, che abitavano a Mestre, per andare alla Montedison, dove suo marito era stato assunto come turnista di notte, e dopo 3 giorni di assenza ingiustificata c'era il pericolo che venisse licenziato. Quindi si è recata a piedi a Mestre, è andata a Venezia e dopo è tornata a piedi a Genson di nuovo. Dopo sono incominciato a girare le macchine, eccetera. Quindi... Bene, se non mi va via la voce, intanto che mi torna la voce, chiedo alla regia di mandare un altro spezzone, così bevo un po' d'acqua intanto, grazie.
Eccoci qua, un altro spezzone che abbiamo visto ripreso nei giorni seguenti, questo però, Sì. e abbiamo visto anche a colori la pellicola, vero Nadia? Si dà proprio l'idea, ecco, sono più nitide, si vede di più e si capisce anche quanto lavoro è stato fatto in quel frangente, no? Per cercare di risistemare, perché credo che, insomma, lei era ragazzina, diceva, però penso sia rimasto anche il ricordo di tutti quelli che si sono rimboccati le maniche, oltre agli aiuti di cui parlava Carlo poco fa, è così? E così, e poi c'è stata anche tanta solidarietà fra parenti, fra famiglie che si aiutavano a vicenda. Mi ricordo per esempio i miei nonni materni invece abitavano proprio dentro, fra i due argini, hanno avuto tantissimi danni e papà e mamma andavano ad aiutare loro, ecco. Grazie, perché Carlo, tra l'altro, insomma, chi vive normalmente la vita del fiume, chi abita in Golena, purtroppo sa che determinati episodi possono accadere, certo non con i livelli, insomma, che insomma, si erano raggiunti in quel frangente. E in effetti il Piave ha caratterizzato la vita di Denson come di altri paesi lungo il Piave, e il libro, raccontando la storia del Piave, racconta la storia anche delle popolazioni che ci hanno dovuto convivere, e quindi Piave qui diventa anche, soprattutto nella prima parte, protagonista di una storia che vede, come dire, l'evoluzione, le bonifiche, la presenza dei benedettini dell'abbazia del Pero, la sistemazione poi col tempo degli argini, l'argine San Marco, insomma tutte le vicende storiche di Denson sono inevitabilmente intrecciate con la storia del Piave. Il Piave che poi diventa protagonista in negativo nel 66, ma ovviamente altre alluvioni tremende sono state alla fine del XIX secolo, di cui ancora si leggono le cronache, quindi è chiaro che questa è la più recente ed è ancora viva sulla carne degli densonesi, quindi era opportuno non perdere, perché poi, insomma, le testimonianze che Voltiero ha raccolto sono di persone che hanno anche una certa età, per cui se non si registrano e non si mettono sulla carta c'è il rischio che vadano perse, quindi era importante collezionarle e metterle in ordine, perché poi alla fine, a distanza di tempo, la memoria, come dire, si sfrangia e qualcosa va via, qualcosa viene modificato, e quindi rimettere in ordine tre ricordi che sembravano non collimare è stato un lavoro di attenzione, perché a volte abbiamo dovuto, ovviamente il lavoro che Gualtiero ha fatto di richiamare, ma era il giorno quello, il giorno dopo, ma era lì o era di là, e quindi questo, insomma, è stato ricostruire la storia della tragedia. Quindi è stato, io mi sono, come dire, appassionato, e mi sono appassionato anche al paese, per cui non dico che lo sento mio, però mi sento affezionato a Denson, pur essendo io di Croce. Ecco, un piccolo paese, tra l'altro, meno di 2000 abitanti, Sì. abbiamo detto. Lei come ha fatto a intervistare tutti questi testimoni, Gualtiero? Ma conoscendo i nomi di chi l'aveva vissuto in prima persona, perché in quel momento abitavo lì da tantissimo, nella mia famiglia da sempre, e soprattutto anche le sorelle Senazotto, la mamma di Altan, avevano un'azienda che producevano il vino famoso della Tenuta Camorra, e così, vedendo i danni, vedendo quello che era successo, diciamo, ci è rimasto, ho cercato i nomi per farmi descrivere il loro stato d'animo, le loro paure, il loro futuro così ansioso, eccetera, e cercando di trascriverlo al meglio in modo che restasse un ricordo di quel momento. Certamente, certamente. Tra l'altro, appunto, il Piave necessita purtroppo sempre di lavori, interventi messi in sicurezza. Abbiamo citato poco fa, insomma, anche i danni dell'ultima piena. Ecco, chiederei proprio alla regia di mandare in onda ora un servizio che ha realizzato la redazione di Venezia su un intervento a un ponte sul Piave che è stato realizzato in quel di San Donà, proprio per ripristinare una parte di territorio che era stata devastata dalle ultime piene. Vediamo. La tempesta Vaia 4 anni fa, picchio duro anche a San Donà.
Ma ora ecco un pontile nuovo di 80 metri, una terrazza a belvedere e la sistemazione dell'arco fluviale. È stato ricostruito come prima, anzi meglio di prima, perché quando ci fu Vaia io avevo chiesto che nell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale ci fosse la possibilità anche di apportare miglioramenti, non solo ricostruzione. E con questo esempio assolutamente virtuoso siamo diventati un riferimento, il Veneto è diventato un riferimento nazionale per quanto riguarda la ricostruzione post-alluvione. 2500 i cantieri avviati meno di 3 anni dopo Vaia, quello di San Donà che giunge al termine e che si somma a 6 nuovi pontili e 50 km di piste ciclabili, una spinta anche per il turismo. In qualche modo ricuciamo una ferita che si era creata nel 2018 dopo Vaia e che aveva anche causato un po' di dolore. Con oggi riprendiamo un percorso che è fatto sì di questa dimensione anche di amore per il fiume, che è fatto anche di capacità di accogliere chi arriva a San Donà attraverso l'acqua, che sia una houseboat oppure una barchetta elettrica. Il fiume ha bisogno di tecnici e di imprese competenti, specializzate per determinati lavori. Il fiume ha necessità di competenze, assolutamente. E poi un'opportunità, anche con i nuovi pontili, di un turismo lento, di un turismo acqueo, che dobbiamo assolutamente incentivare e creare. Il futuro è fatto di altri interventi come questo, di altri cantieri che si chiuderanno e che aiuteranno a difendere il Veneto dal dissesto idrogeologico e nello stesso tempo aiutando il turismo. Ecco, immagini di tutt'altro tenore, naturalmente di tutt'altro tipo, un fiume completamente diverso dalle immagini del video che abbiamo visto finora. Tra l'altro, Gualtiero, lei voleva sottolineare quella che è anche l'importanza di un piccolo centro come Zensón, anche a livello fluviale e di trasporti. Sicuramente, a Zensón arrivavano i barche e i barconi da Burano, da Venezia, che trasportavano merce loro da vendere e potevano arrivare fin là, perché più su non potevano andare. E poi compravano, c'era uno scambio di merce, in genere cibi, frumento, grano, vino, eccetera, da portare a Venezia, che a Venezia non c'erano. Quindi nel tempo, a parte che Zensón nelle grandi alluvioni ha sempre preso da peggio, diciamo, perché a Zensón c'è un'ansa che dove quando arrivavano le piene a Zensón prendeva sempre il peggio. Però era importante perché non c'erano le strade, non c'erano i ponti. Adesso è tagliato fuori perché i ponti sono stati fatti appunto a San Donà e a Ponte di Piave. Però in quel tempo era molto importante perché lì c'era lo scambio di merci che era molto importante per l'economia della zona e soprattutto anche perché per i tronchi che venivano dalle Dolomite che sono serviti a costruire Venezia sull'acqua, fin là arrivavano giù frammenti quando c'era il pieno, eccetera, però da Zensón in avanti venivano costruiti e chiusi in zattere per essere trasportati fino a Venezia. Ecco, tra l'altro la regia sta proponendo proprio delle immagini anche degli ultimi allagamenti, delle ultime alluvioni vissute nel territorio. Allora il tempo a nostra disposizione sta terminando. Direi adesso di vedere un altro minutino del video che abbiamo a disposizione e poi ci saluteremo. Naturalmente pensiamo e crediamo di aver instillato della curiosità, insomma, di andare a vedere, a leggere quello che c'è in questo libro che ripercorre l'alluvione a Zensón. Vediamo qualche altra immagine.
Insomma, le persone, i paesaggi, gli animali abbiamo visto in questo video. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Nadia Toninato di essere rimasta in collegamento con noi. Signora Nadia, l'abbiamo visto quasi tutto il filmato alla fine. La ringraziamo tanto di avercelo messo a disposizione. Anche in ricordo naturalmente del marito. Grazie infinite Nadia Toninato, grazie ai miei ospiti Carlo Dariol e Gualtiero Bisiol, che hanno realizzato questo volume sull'alluvione a Zenzon, raccontata da chi l'ha vissuta, e l'abbiamo già detto, questo è il valore aggiunto. Abbiamo ripercorso uno dei tanti drammi vissuti naturalmente nel novembre del 66, questo riguarda in particolare il nostro territorio, il territorio trevigiano, ma senza dubbio chi ha vissuto quell'epoca ne avrà un ricordo indelebile. Grazie a tutti e due per il grande lavoro che avete fatto. Grazie a voi. Noi tra poco apriremo una finestra su Venezia e in particolare sul turismo di massa che sta interessando il territorio. Allora chiederei alla regia, prima di introdurre il prossimo ospite che sta per collegarsi, di mandare questo servizio che abbiamo realizzato proprio sulle presenze durante il ponte di Ognissanti. Vediamo. Il Ponte della Libertà, un'infrastruttura costruita a metà anni 30, quando in tutta Italia circolavano meno di 140.000 automobili e inevitabilmente al collasso dalle prime ore del mattino. A mezzogiorno dalla stazione ferroviaria continuano ad uscire centinaia di persone al minuto. È il modello Venezia, capitale mondiale del turismo di massa. Nel Ponte dei Santi 450.000 persone stipate nei pochi chilometri quadrati di una città in cui sopravvivono meno di 50.000 abitanti, ma prosperano centinaia di alberghi e migliaia di locazioni turistiche. Serpentoni infiniti si snodano in attesa dei vaporetti. Da quanto siete in fila qui? Un pochino. Un'ora di fila sta facendo? Sì. 1 hour and a half. 1 hour and a half, un'ora e mezza. Yeah. Nel frattempo una folla fittissima si incanala in un flusso continuo interminabile lungo le principali direttive che conducono a Rialto e San Marco. Questa è lista di Spagna per chi non ha la pazienza di attendere per un'ora e mezza, di prendere un vaporetto affollatissimo, il primo tratto di strada da percorrere per cercare di arrivare al centro di Venezia. Quelli del Ponte dei Santi sono numeri da record, alle decine di migliaia di pernottamenti in strutture che hanno soppiantato case ed edifici pubblici e che a seconda dei casi si chiamano alberghi, locanda, resort, foresteria, bed and breakfast. Si aggiunge il turismo pendolare, quello di giornata. Da dove viene? Terraferma, Milano. Lecco. Treviso. Delle Marche. Monza. Padova. Di dov'è, scusi? Siamo di corsa in questo momento, ringrazio. Il residente è l'unico di corsa. Altrove l'incolonnamento e la coda sono la costante. Si tratti di entrare nella Basilica di San Marco o nel Bacaro, che promette d'essere assolutamente tipico e frequentato da autentici veneziani, dove invece si trovano inevitabilmente solo altri turisti. Finché le strade mantengono una certa larghezza ancora si riesce a camminare, seppur lentamente. Poi naturalmente quando le cale iniziano a farsi più strette vengono messe in dubbio anche le leggi della fisica, a partire da quella sull'incompenetrabilità dei corpi. Il giro d'affari di un limone spremuto fino all'ultima goccia dallo sfruttamento di ogni metro quadrato di Venezia è enorme, eppure persino i banchetti di souvenir che si incrociano ogni 100 metri si lamentano di non vendere granché nemmeno oggi. Something this way. Eccoci di nuovo in diretta, questo è il servizio del nostro Filippo Fois sul turismo che ha ripreso a occupare, a saltare Venezia. Prima di introdurre l'ospite di questo nuovo spazio abbiamo parlato a lungo di incidenti sul lavoro e purtroppo ce n'è stato un altro mortale proprio questa mattina a Verona, dove una ragazza giovanissima, 25enne, una veterinaria, è morta schiacciata da un bovino che stava visitando all'interno di un allevamento a Custozza in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto appunto intorno alle 10. Sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Somma Campagna, unitamente agli ispettori dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera, che avevamo citato proprio poco fa parlando dei pesanti numeri degli infortuni mortali sul lavoro e purtroppo
ce n'è stato proprio un altro drammatico, terribile questa mattina. Torniamo a parlare di Venezia e l'iperturismo. Saluto e ringrazio davvero tanto per la presenza il sociologo Robert Davis. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere in collegamento con noi. Sappiamo che in questi giorni è a Venezia per presentare il suo saggio dedicato proprio a Venezia nell'epoca dell'iperturismo lei l'ha definita il giocattolo del mondo. Ecco, le chiedo, poi la regia mostrerà anche la copertina del suo saggio, se è possibile di spiegarci, professore, il senso del titolo del suo saggio, appunto Venezia giocattolo del mondo. Ci dica perché l'ha definita così. Ma è una cosa semplice. All'inizio questa è una maniera di aggiornare un libro che ho scritto prima volta 25 anni fa e tante cose sono successe. Ecco, tante cose sono successe in questi ultimi 25 anni e le cose sono cambiate un granché. Abbiamo invece in Venezia che a quell'epoca, all'inizio di questo millennio, la città sembrava di girare sull'orlo di collasso e per quanto quello che ho visto adesso sembra di aver arrivato o quasi arrivato a questo collasso. E questo che mi interessa. E dico giocattolo perché a me sembra la città da 200 anni in più non era mai a se stesso e appartiene sempre a qualcun altro e ancora oggi. Allora in inglese sarebbe plaything, a toy per bambini e in un certo senso questo è come risponde alla storia di Venezia adesso. Certamente, appunto come citava lei, l'abbiamo visto nel servizio, lei diceva sta arrivando praticamente al collasso e infatti si fa un gran parlare di come cercare di risolvere questo problema. Ecco, lei che ha compiuto questa ricerca storica per ripercorrere, no, questo aggiornamento, lei diceva, per ripercorrere questa mutazione, questa trasformazione di Venezia. Cosa ha portato Venezia a vivere questa condizione di iperturismo? Quali sono stati i passaggi che hanno provocato, causato questa situazione che adesso rischia di essere insostenibile? Ma deve essere la prima cosa da guardare qua è la bellezza di Venezia. È così attirante al mondo che aveva da secoli questa capacità di attirare stranieri di ogni tipo. Il mio libro, quello che ho fatto, la ricerca che ho fatto, ha seguito tracce di questo turismo fin dall'inizio di 300. Cioè più di 700 anni ancora, di turismo, turisti di qualche forma che sono venuti alla città cercando sua meraviglia. E per questo mi pare giusto di vedere che questa è una città che è stato turistico molto più lungo che abbia mai pensato. E aveva un settore turistico per secoli. I veneziani erano molto adatti a vendere la loro città, di trovare lavoro, lavorare con gli stranieri e per questo hanno creato un settore turistico molto grande e adattato. Questo durava anche con, per esempio, la nascita del settore di gondolieri che dopo un certo punto, 200-300 anni fa, diventavano quasi totalmente dedicati a servizi per i turisti, per i visitatori, per i stranieri.
Allora i veneziani hanno questa capacità, hanno dimostrato già da molto tempo. E allora non mi stupisce che ancora è qui, ma il problema che abbiamo adesso è che non sono regole. Quelle regole che ci sono pochissime nel fronte di numero di turisti che sono capaci di venire. Certo, il turismo è una cosa molto in crescita in tutto il mondo. Nessuno per me ha spiegato bene proprio perché a questo punto, ma il desiderio di vedere passare nel mondo è molto diffuso. Venezia certo è ancora molto popolare con molte persone, vogliono venire qua. Mi sono accorto, ero qui, come dicevi, ero qui per questo ponte recente e ero capito quanti ne sono italiani di questi visitatori. Non erano i soliti forestieri, non erano da altri paesi, erano italiani e vengono per questo. Certo, nel senso che ci sono anche tanti italiani che magari non hanno ancora visto Venezia, oppure tanti dalle regioni vicine che ci vanno anche per la passeggiata di una giornata. Non si lavorava giustamente in questo ponte e tanti hanno approfittato anche del bel tempo, senza dubbio. Ecco, lei presenterà, professor Davis, l'aggiornamento di questo suo saggio oggi pomeriggio a San Marco, no? È possibile che insomma le venga anche chiesto, in base alla sua esperienza, in base alle sue ricerche, se secondo lei questa condizione di iperturismo di Venezia si può in qualche maniera invertire, si può tornare indietro in qualche modo, e secondo lei come eventualmente? È sempre possibile. Dipende sul paese. Qui in Italia forse le forze del governo non sono forti sufficienti per bloccare queste strade che sono già aperte. Senza fare danno a qualcuno, direi non sarà possibile di invertire questa storia. Cioè, sono tante persone, tanti settori che hanno interesse nel turismo, anche se piccolo interesse, e cercano in ogni modo di andare avanti come nel passato. Ci sarebbe veramente una forza del governo, del popolo. Però a questo punto il popolo sta calando in maniera piuttosto rapido, diciamo, e la popolazione non è più qui per resistere a questo. Ho visto in altre città in Italia movimenti per proteggere la cultura, la popolazione, l'architettura, la vita, ma qui è difficile perché i numeri sono a disvantaggio. Si può dire che ogni anno, in questi ultimi anni, dopo il Covid, ogni anno quasi 500, 600, 700 turisti vengono in Venezia per ogni veneziano che abita in centro, 700 a 1. E questi numeri sono insopportabili. La forza non c'è, mi spiace. Esatto, per cui Venezia paga lo spopolamento, mi pare di capire, da una parte, e la sua grande bellezza dall'altra, in qualche modo. Ecco, professore, le faccio una domanda non particolarmente tecnica, ma lei a Venezia ci vivrebbe? Adesso no, credo di no. È troppo difficile. Sono troppo vecchio per questo. È un bel posto per i giovani. Purtroppo i giovani partono, ma per me è troppo, come città è troppo faticoso.
Certo, anche proprio perché anche queste presenze la rendono più difficile da vivere, diceva, no? Mi sono alzato stamani a Campo San Giacomo all'Orio e ho visto dopo il ponte, prima giornata dopo il ponte praticamente, ho visto il campo come dovrebbe essere. C'era poca gente della zona che facevano la spesa, che chiacchierano insieme, sembrava un posto normale, ma 2 ore dopo è pieno di turisti. Anche oggi, che sarebbe una giornata di basso turismo, è arrivato al livello dove il turismo è così alto ogni giorno, diciamo 40-50 mila ogni giorno, che non puoi trovare una vita normale. Certamente. Professore, noi la ringraziamo moltissimo di questa sua presenza, di questo collegamento. Le auguriamo una buona presentazione per il pomeriggio a San Marco. Robert Davis, sociologo, autore di questo importante saggio sul giocattolo del mondo, Venezia nell'epoca dell'iperturismo. Grazie davvero di averci onorato con la sua presenza e con il suo lavoro, e le auguriamo davvero tutto il meglio per questo pomeriggio e per il suo rientro. Grazie a lei. Allora noi ci fermiamo per un piccolo break e poi ritorniamo a parlare ancora di turismo con l'assessore di Venezia Simone Venturini, con cui cercheremo di parlare anche di soluzioni. A tra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Stiamo parlando di iperturismo a Venezia, perché abbiamo preso spunto dal saggio del sociologo Robert Davis, che ha definito Venezia il giocattolo del mondo, e poco fa ci ha anche spiegato il perché. In collegamento con noi c'è, lo ringrazio, Simone Venturini. Buongiorno, assessore al turismo di Venezia. Buongiorno a voi. Buongiorno Assessore, grazie di essere con noi. Allora, non è un ruolo facile quello di assessore al turismo di una città come Venezia, che sentivamo, se è riuscito a seguire poco fa il professor Davis, paga un po' la sua bellezza, no? Impossibile non andare a visitare Venezia, sia per chi magari lo fa una volta nella vita venendo da lontano, che per chi abita vicino. Però c'è questa definizione di iperturismo, no? Che indica un surplus, e sappiamo che voi come amministrazione state ragionando su come contenere questi flussi turistici, che l'abbiamo visto anche dai servizi realizzati dalla nostra redazione, anche in questo ponte di Ognissanti, complici magari le temperature miti, il bel tempo, sono stati massicci. Assessore, come è andata intanto in questi giorni? Intanto buongiorno a tutti, io sono assessore al turismo solo dalla seconda giunta Brugnaro, quindi da poco tempo, però ho maturato 2 convinzioni. La prima, io sono entrato in funzione proprio nei periodi più bui del Covid, e quindi abbiamo lavorato tutti insieme per far ripartire la città. Allora mi faccia dire che, al di là di alcuni racconti, insomma anche alcuni interventi decadentistici o rassegnati, io devo dire che per fortuna Venezia ha il turismo, e come Venezia l'Italia, Firenze e le altre grandi città, altrimenti non ci lamenteremmo del fatto che abbiamo troppi turisti, ci lamenteremmo del fatto che i nostri giovani non hanno posti di lavoro, e quindi staremo parlando di questo. Abbiamo visto i danni che ha fatto il Covid alla filiera turistica, di cui una parte non è ancora ripartita, e quanto ha sofferto il nostro paese e la nostra città di questo. Dopodiché è evidente che c'è un problema a Venezia, e aggiungo nelle altre città d'arte, ma a Venezia ancora di più, perché è una città piccola, con confini ben definiti e per ovvie ragioni anche spazi non illimitati, che deve essere un turismo che deve essere gestito. Allora, io ho trovato qualche giorno fa un articolo del 1987, del maggio 1987. Io sono nato il 1° ottobre del 1987, cioè dovevo ancora nascere quando hanno scritto quell'articolo, in cui si diceva 50.000, non uno di più,
La soluzione è la prenotazione. Ecco come la Giunta si interroga sul futuro del turismo. Questo era il 1987. Da quel giorno nessuna amministrazione a livello veneziano, ma neanche a livello regionale, ha voluto mettere mano al tema turismo a Venezia, preferendo in qualche modo aspettare che si risolvesse da solo, lasciando che le cose andassero secondo le leggi di mercato. Allora, qualche tempo fa la Giunta Brugnaro ha voluto prendere in mano questo fascicolo, che è un fascicolo scomodo, che non conviene a nessuno politicamente portare avanti, perché in politica viene di solito premiato chi non prende decisioni o chi non scontenta nessuno. E abbiamo chiesto e ottenuto dal governo, per la prima volta al mondo, una legge che ci consente di prevedere la prenotazione obbligatoria per la visita a Venezia, il cosiddetto contributo d'accesso. Il Comune ha scritto una delibera alla Giunta che oggi è in discussione al Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale nella sua massima libertà dovrà esprimersi se vuole o no il contributo d'accesso, se vuole o no mettere in funzione per la prima volta nella storia il primo e unico strumento che la legge ci consente di utilizzare per regolare il turismo e per evitare alcune giornate di eccessi. Ora spetta ai partiti e ai gruppi consiliari esprimersi. Però ecco, già emergono i primi però. Vediamo subito che gli stessi che si lamentano ogni weekend dell'eccesso di turismo e chiedono soluzioni immediate sono poi gli stessi che non vogliono approvare il contributo d'accesso, che non vogliono introdurre l'obbligo di prenotazione, che non vogliono che il Comune provi a fare qualcosa, preferendo rinviare a discussioni, a nuove tesi di laurea, a nuovi strumenti che non esistono. Ora la situazione è molto semplice. Assessore, perché non lo vogliono? Tirano fuori tutti i temi possibili e immaginabili. Alcuni dicono no, dobbiamo discutere di più sul carico antropico, sulla soglia, alcuni tirano fuori problemi di privacy, alcuni tirano fuori questioni di principio, no, Venezia non può essere previsto un contributo col pagamento, alcuni dicono dobbiamo esentare tutti del nord Italia, ai veneti, ai friulani, agli emiliani. Di fatto vogliono renderlo anche un po' inutile. Quindi è bene che insomma il mondo e la città sappia che ci sono forze politiche che vogliono portare avanti questo regolamento e forze politiche che a parole dicono di voler gestire il turismo, ma poi con i fatti non vogliono approvarlo. Lo sforzo che l'amministrazione ha fatto è stato quello di ottenere nel giro di 2 anni una legge dello Stato, perché senza legge mai avremmo potuto introdurre questo sistema, e questa legge ci consente oggi di introdurre il contributo d'accesso, che ha 2 scopi. Il primo, sapere in anticipo quante persone arrivano quel preciso giorno. Cioè io so che dopodomani avrò tot mila arrivi, perché sono persone che si sono prenotate per arrivare a Venezia. Il secondo, disincentivare i giorni di maggior prenotazione. Sappiamo che da qui a un mese c'è un altro ponte, quel ponte avrà tante prenotazioni previste per quel giorno. Ecco, io quando un'altra persona si logga nel sistema per prenotarsi, troverà la scritta: guarda, giornata già particolarmente affollata, ti sconsiglio di venire quel giorno, se proprio vuoi venire paghi la tariffa massima, paghi 10 euro. Cioè lo strumento del prezzo diventa disincentivo per scegliere quel giorno. Lo scopo è ridurre in alcune giornate l'eccesso di turismo, perché anche sentendo il discorso di prima del professore, del sociologo, dello scrittore, tutto vero che in alcuni momenti Venezia è particolarmente affollata, in altri momenti basta uscire un po' da Stradanova o da Rialto e San Marco e la città è vivibilissima, gradevolissima, straordinariamente accogliente e non particolarmente affollata. Quindi è chiaro che se io decido di venire sabato mattina e fare il tragitto stazione San Marco, o sono masochista o nessuno mi ha spiegato che esistono itinerari alternativi, oppure ho solo 3 ore e voglio farmi per forza la foto a San Marco e a Rialto. Quindi va anche fatta un'educazione al turista, e avendo noi il sistema del contributo una volta approvato, avremmo un'unica porta di accesso del turista in città virtuale, il quale, iscrivendosi al sito e prenotandosi per quella particolare giornata, riceverà anche delle informazioni su cosa vedere a Venezia e di come poter godere anche di posti mai visti prima o fuori dai percorsi super turistici. Sono tentativi, non esiste una ricetta al mondo che abbiamo già provato e funziona, quindi sarà estremamente un percorso di sperimentazione con la massima umiltà. Ascolteremo tutti, correggeremo quello che va corretto, però oggi non è più il tempo dei rinvii, perché si discute da 35 anni, da quando dovevo nascere io,
di come limitare, di come fare una Venezia su prenotazione. Ecco, di discussioni insomma ne abbiamo fatte forse anche troppe. È un paese che fa tantissimi convegni, si arrovella su mille dibattiti accademici e poi quando è ora di prendere le decisioni preferisce rinviare. Non è più il tempo dei rinvii, la giunta comunale ha fatto la proposta, ora aspetterà i partiti che rappresentano i veneziani, speriamo senza ingerenze anche da altri enti o da altri livelli di governo, di decidere cosa è meglio per Venezia. Senta Assessore, perché ce lo chiediamo un po' tutti, per i veneti cosa succederà? C'è stato anche questo dibattito, no? Se imporre queste restrizioni anche ai cittadini veneti che accedono a Venezia. I veneti, come i cittadini appunto della città metropolitana, sono dichiarati esenti dall'obbligo di pagamento, quindi basterà che si prenotino, salvo da regolamento proposto al Consiglio Comunale, poi possono sempre intervenire delle modifiche o delle mediazioni o delle correzioni, salvo nei giorni di estremo afflusso in cui la città va sotto stress. E in quei giorni, in qualche modo, chi si prenota prima in anticipo rientra nel numero di persone già prenotate. Chi si prenota dopo una certa soglia, anche se veneto, sarà richiesto il pagamento. Questo per evitare, come sabato scorso, che ci siano troppi arrivi e la città diventi invivibile. Questa è la proposta che l'amministrazione ha fatto. Poi si decide di esentare tutti, altre categorie e di non prevedere l'obbligo di pagamento, tutto legittimo e lo proveremo. Dopodiché però facendo venir meno la leva della prenotazione con la tariffa massima nei giorni di massimo afflusso, il rischio è che appunto anche in quei giorni ci siano ulteriori arrivi anche dopo quel fatidico numero. L'obiezione potrebbe essere: e perché non fissate un numero massimo e nessuno può arrivare oltre quel numero? Perché la legge non ce lo consente. La risposta è molto semplice, quindi lo strumento non può essere il blocco totale raggiunto un certo numero, invece che mettere il blocco prevediamo un pagamento di una tariffa maggiore come disincentivo. Quindi anche qui appunto è una misura che la legge ci consente di introdurre, non ci consentirebbe la legge di dire che sopra tot mila persone Venezia chiude. Venezia non può diventare una città chiusa, non vogliamo mettere i cancelli sul Ponte della Libertà, però vogliamo disincentivare in alcune giornate un eccesso di arrivi. È evidente che questo insomma crea qualche particolare problema e non garantisce nemmeno la crescita di quel turismo di qualità su cui invece quest'anno abbiamo particolarmente puntato. Quest'anno 2023, al di là insomma delle rappresentazioni apocalittiche e delle lamentele pretestuose anche di alcuni partiti, ecco, il Comune di Venezia ha lavorato tantissimo per far ripartire la città dopo il Covid meglio di prima, attraverso eventi di grande qualità. Non è un caso che gli hotel 4 e 5 stelle, che sono un po' il termometro della qualità del turismo, hanno lavorato molto di più, con tariffe molto più alte, e l'indice di durata del soggiorno, che è misura della qualità del turista, si è allungato da 2,3 notti a 2,9 notti, che è un indice molto importante, un aumento significativo che dimostra come si sia lavorato bene. Basta agganciare a questo lavoro di promozione anche il lavoro di riduzione dello stress in alcuni momenti dell'anno, come dicevo prima, e secondo me tutte le cose possono andare al loro posto e potremo finalmente vedere una città in grado di tenere insieme le esigenze dei turisti con quelle dei residenti, perché l'obiettivo è garantire una città vivibile per il turista, ma ancora prima per il residente ovviamente. Benissimo Assessore, è stato chiarissimo, io la ringrazio, siamo curiosi di assistere a questo 2023 di novità, insomma, grazie infinite. Invitiamo il Consiglio Comunale a fare il prima possibile e i partiti a fare il loro lavoro, sapendo che appunto rappresentano i veneziani, non rappresentano altri o altri interessi, rappresentano i veneziani, quindi scelgano e decidano con tutta la loro coscienza. Ecco, la Giunta è disponibile anche a miglioramenti, a correzioni, sapendo che sarà un percorso sperimentale, quindi da qui a un anno sicuramente dovremo sistemare qualcosa. L'importante è non avere la pretesa di avere la soluzione alla ricetta magica. È stato gentilissimo Assessore, grazie mille per la sua presenza, dobbiamo chiudere, il tempo è terminato, grazie infinite a Simone Venturini, io ringrazio voi che avete seguito la nostra diretta di oggi e Andrea Basso e Alessandro Granziera in regia. Chiudiamo qui e alla prossima edizione, arrivederci.